Buongiorno, benvenute e benvenuti. Chi ha suonato adesso è Paolo Olianas, un giovane suonatore di Launeddas che si è esibito anche stamattina al Nuraghe Nueddas per aiutare il sole ad uscire fuori dietro il Nuraghe Longo. Per chi c'è stato alle 5:30 alle 6 si è tenuta questo appuntamento, visto che siamo a solstizio. Io sono Dante Oliana, sono responsabile dell'associazione Scandula, che sapete probabilmente che si occupa di aspetti musicali, ma non solo, e in questa occasione, come in altre occasioni, abbiamo seguito i lavori di Mauro e quindi abbiamo partecipato alla realizzazione di questo convegno e di altre manifestazioni. Vi volevo chiedere la cortesia a tutti i relatori, siccome stiamo facendo le riprese per poterle poi caricare sul sito e mettere a disposizione di chiunque voglia prendere conoscenza delle vostre interessanti discussioni, vi dovete sedere qui, altrimenti non uscite nell'immaginetta, perché se cominciate a spostarvi ci sono 5 macchine accese e non abbiamo 5 operatori. Quindi fate la cortesia, chi parla si siede qui, avrà lo schermo a fianco, può tranquillamente vedere ciò che proietta e così noi siamo tranquilli per le riprese. Buon lavoro a tutti, do la parola a Paolo che sarà il coordinatore della giornata. Grazie mille. Grazie a Dante e a Paolo che da ieri ci delizia con queste sonate bellissime. Ripeto ciò che ho detto ieri perché gran parte delle persone sono nuove, quindi mi scuserà chi le ha già sentite. Innanzitutto grazie per aver fatto una levataccia d'estate a tutti voi e per essere qua. Due parole di cornice, poi passiamo al dunque. Perché questo convegno e perché a Isili? Perché un convegno sulle costruzioni nuragiche a me consta essere il primo, poi qualcuno mi smentirà, primo incontro in cui architetti, ingegneri e archeologi discutono, anche animatamente, abbiamo visto ieri, sulle tecniche costruttive nuragiche. Un tema decisivo, e soprattutto vede l'apporto, finalmente direi, di professionalità esterne al mondo archeologico. Quindi il convegno era assolutamente auspicabile, forse arriva un po' tardi. Ancora di più mi piace, questo per ragioni che dico tra un attimo, perché a Isili? Perché ecco, per chi non mi conoscesse, io faccio l'ingegnere, sono Paolo Ritarro, faccio l'ingegnere in discipline totalmente diverse. Mi occupo di rifiuti e di inquinamento. Dico che per lavoro mi occupo di porcherie e per passione mi occupo di meraviglie. Non mi definisco un esperto, è molto bella questa. Non sono un esperto, sono troppo impreciso per essere un esperto, non sono uno studioso, sono un appassionato e mi sento ancora a 55 anni uno studente. Sono riuscito a diventare adulto senza essere cresciuto, dice un appassionato di letteratura russa. Seguo questa vicenda dal 94 e siamo a Isili perché è la sede degli studi pionieristici di Mauro Zedda, al quale fa il padrone di casa, sulla disposizione astronomica dei nuraghi, che, lo ripeto fino alla nausea, è inequivocabile e campeggia sulle più importanti riviste di tutto il mondo e costituisce, secondo me, ma secondo tanti altri studiosi ormai, la chiave di lettura imprescindibile per comprendere la civiltà nuragica, come non si comprende il Medioevo europeo senza il cristianesimo e il mondo arabo senza l'Islam. Isili, come abbiamo visto stamattina e come vedremo per chi vorrà trattenersi, anzi caldamente suggerito, è sede di una disposizione di nuraghi ubicati secondo criteri solari e lunari che li rende straordinari, e questo ha dato il là a tutta una serie di studi sull'archeastronomia in Sardegna che ho riassunto in un libro mortalmente noioso che vi sconsiglio, che è in vendita lì, ma chi volesse saperne di più sulla vicenda lo trova lì. Quindi Isili per questa ragione, il tema delle costruzioni nuragiche quindi è assolutamente imprescindibile per ovvie ragioni. Quindi
vedremo, ieri abbiamo fatto anche un ringraziamento tutti quanti, sia io che Dante, senza esserci coordinati, ad Arnold Leboeuf, che è lo studioso scomparso il 12 febbraio di quest'anno, che ha dato un contributo discusso ma decisivo, importantissimo, alla comprensione del pozzo di Santa Cristina. Ieri c'è stato fatto vedere da Dante e da Reda un video, insomma, atteso 18,6 anni per realizzarlo. Quindi vi ringrazio e andiamo alle presentazioni. La prima di questa mattina è degli archeologi, credo a tutti noti, Augusto Mulas e Giacomo Paglietti. Giacomo è archeologo e dottore di ricerca in archeologia presso l'Università di Roma La Sapienza, è specializzato in archeologia presso l'Università di Cagliari e ha svolto attività di borsista e di assegnista di ricerche. Dal 2015 svolge attività di direzione scientifica e di musei archeologici e dirige in particolare il Museo archeologico di Genna Maria di Villanova Forru e dal 2023 il sistema museale di Carbonia. Augusto Mulas è laureato in lettere classiche ad indirizzo archeologiche col professor Moravetti, quindi all'Università di Sassari, con una tesi sulla diffusione dei materiali nuragici nel Mediterraneo e materiali allogeni in Sardegna. Conseguito poi un master di secondo livello sulla storia antica del Mediterraneo, con una tesi sul confronto tra luoghi di culto nuragici cretesi e dell'isola di Mozia, e ha conseguito la specializzazione in archeologia preistorica e protostorica della Sardegna con una tesi sul cosiddetto, sottolineato 3 volte, riuso cultuale dei nuraghi e attualmente insegna presso il Liceo di Ettori di Tempio. Aggiungo al suo importante curriculum autore di un libro estremamente interessante del 2012 che si intitola L'isola sacra e che invito tutti a leggere, in cui viene, forse per la prima volta da un archeologo ufficiale, affrontato il tema dell'afferenza dei nuraghi alla sfera del sacro. In tanti dicono ancora è tabù l'argomento, ma non è vero. Augusto è un archeologo a tutti gli effetti e senza timori reverenziali affronta questo tema. Quindi il titolo della loro presentazione non lo ricordo perché Mauro mi ha rubato il programma, ma la bicromia lo espongono loro adesso. Faccio una raccomandazione, siamo insomma tra amici, in famiglia, però anche ieri con i tempi siamo andati un po' lunghi. Ci diamo mezz'ora, diciamo dopo 35 minuti io faccio il rompiscatole, così lasciamo spazio a tutti. Ma sono sicuro insomma, che riuscirete a stare tutti quanti nei tempi. Prego, inizia Giacomo, giusto? Assieme. Buongiorno a tutti. Ringrazio scusate, gli organizzatori per averci invitato a questo incontro. Io e Augusto vi presentiamo un po' la sintesi di un lavoro già edito che abbiamo pubblicato, insomma ormai sono forse 3 anni, nel 2023, sulle architetture bicrome e isodome, con qualche aggiornamento insomma rispetto al lavoro precedente. Premettiamo che siamo archeologi, quindi se usiamo impropriamente qualche termine architettonico di architettura saremo bastonati all'uscita del convegno, no? È ovvio che gli archeologi si occupano di cultura materiale, ma è chiaro che non possiamo non confrontarci con l'architettura dei monumenti, tant'è che i nostri predecessori hanno indirizzato tutte le forze nello studio dell'architettura dei monumenti quando il dato materiale mancava. Insomma, noi siamo cresciuti con gli studi, con le letture architettoniche di Lilliu, del Taramelli, del Centurione, insomma di tutti. Poi è anche vero che ci manca anche un po' di formazione legata allo studio dell'architettura e quindi capita spesso che i termini non siano proprio quelli adatti e quindi chiediamo venia subito di questo. Siccome siete tutti addetti ai lavori, sapete benissimo cosa sia l'isodomia e cosa sia la bicromia.
Però ci tengo a dire che l'isodomia è l'utilizzo di conci che hanno le stesse dimensioni in un paramento murario, specialmente con facce a vista diciamo completamente ben lavorate, e la bicromia è chiaramente l'utilizzo, l'accostamento di litotipi diversi nel realizzare strutture architettoniche. Noi siamo ben consapevoli di cosa sia la bicromia in Sardegna, visto che il romanico nostro, anche quello insomma pisano, la utilizza abbondantemente, tra l'altro con l'accostamento di litotipi in maniera del tutto analoga a quella che avviene in età nuragica. La bicromia è data dal contrasto di litotipi colorati, insomma, di colore differente, dove il colore scuro è caratterizzato generalmente dal basalto, quello chiaro dal calcare o dalle marne o dalle arenarie, e poi abbiamo anche l'utilizzo della tracchite in aggiunta a questi cromatismi, tant'è che Augusto stesso ha proposto anche l'utilizzo del termine policromia per quanto riguarda certe architetture nuragiche, proprio perché abbiamo l'attestazione addirittura di 3 litotipi nello stesso monumento. Questo stile costruttivo ci stiamo rendendo conto che era adottato ampiamente non solo nella architettura santuaria, cosiddetta architettura santuariale, ma la troviamo praticamente in moltissimi edifici di tipologia diversa, nuragica, a esclusione in realtà fino adesso delle tombe dei giganti. Quindi nei nuraghi sia l'isodomia che la bicromia è largamente attestata e sono sempre maggiori i casi che vengono documentati. Per quanto riguarda il lavoro che avevamo fatto, siamo partiti da questa definizione che aveva dato Fulvio Allo Schiavo quando aveva detto che l'architettura isodoma è uno dei parametri distintivi dell'edilizia santuariale di età nuragica, perché siamo abituati a dire, quando troviamo un concio ben lavorato, un concio isodomo o un concio a T o a cuneo o a coda, quando troviamo un concio di questo tipo, subito diciamo siamo davanti a un edificio di destinazione sacra, perché ci raccordiamo immediatamente all'edilizia dei pozzi sacri, dove appunto questi conci sono ben utilizzati. In realtà sappiamo benissimo che conci a coda isodomi sono largamente presenti anche nei nuraghi. I conci a coda, Fabio Niedo aveva fatto nel 2008 un lavoro su un pozzo cisterna di Rio Sallio di Guasila e aveva appunto descritto anche con questa bella assonometria lo stile costruttivo dell'isodomo, e quindi il concio a coda ne definisce l'unità costruttiva fondamentale. Abbiamo tantissime attestazioni di edifici di vario tipo, quindi non necessariamente pozzi sacri e neanche necessariamente nuraghi, dove sia l'isodomia che la bicromia, il bicromatismo, insomma, come lo vogliamo definire, sono attestati. Quindi vediamo che è proprio uno stile costruttivo ben adottato. Nel 2015, nell'ambito di un lavoro sul pozzo sacro di Santa Vittoria di Serri, appunto avevo riportato questa definizione, che l'architettura isodoma e bicroma non è prerogativa degli edifici comunemente riferiti alla categoria dei santuari, essendo attestata anche nei nuraghi. In particolare l'accostamento dell'opera poligonale e di quella isodoma. In alto a sinistra vedete il tamburo di Santa Vittoria del Pozzo di Santa Vittoria di Serri, è la stessa che noi troviamo anche quindi quel bugnato, come ha ben definito Marco Cadinu,
Il bugnato è poi che ha questo legame molto più stretto con la terra, e poi la parte isodoma che sovrasta quindi quest'opera poligonale più grezza, che invece è completamente ben lavorata e spesso anche con questo contrasto cromatico. Sulla destra vedete la torre C del nuraghe, della prima fase del nuraghe su nuraghe di Barumini, dove appunto queste due tecniche accostate erano state pensate fin dal primo momento di costruzione del monumento. Quindi possiamo anche tranquillamente dire che già nel bronzo medio, nelle fasi conclusive del bronzo medio, l'architettura isodoma e bicroma era già attestata, largamente attestata, anzi faceva proprio parte dello stile costruttivo nuragico originario. In basso a sinistra vedete il filare di mensole residue sempre della prima fase di Barumini, dove vediamo l'accostamento, in questo caso tra l'altro del calcare e del basalto. Ecco, qua mi sovviene anche una cosa che non avevo pensato prima, e cioè che a Barumini abbiamo la marna, il basalto e anche il calcare. Questo stile isodomo e anche bicromo a Barumini proseguirà anche nella seconda fase di costruzione del complesso, quando il monumento verrà completamente rifasciato totalmente in basalto, con questi grandi mensoloni che conosciamo tutti di basalto, sui quali poi si sovrasteranno invece dei conci in calcare che sono presenti nel sito, anche se sono un po' nascosti. In particolare sono proprio dietro questa siepe, c'è tutta una serie di conci calcarei a coda che dovevano costituire evidentemente il coronamento superiore del paramento del terrazzo. Quindi anche nel rifascio viene conservata questa modalità. Altri nuraghi isodomi e bicromi ne conosciamo anche in altre parti della Sardegna, in particolare il nuraghe Alvu di Nulvi, in alto a sinistra, totalmente isodomo e in calcare, che poggia su un basamento in opera poligonale o bugnato di trachite, in questo caso, quindi con un contrasto, se vogliamo, rosso, amaranto e bianco. E poi il famosissimo nuraghe Alvu di Pozzomaggiore, del quale ci parlerà anche in maniera più dettagliata Augusto, e il nuraghe Corvos di Florinas, qua con l'accostamento in basso di calcare e sopra di trachite, quel che ne residua. Quindi vedete anche come si gioca anche non necessariamente la parte chiara sta sopra, potrebbe anche stare sotto e avere sopra invece quella scura, quindi ci sono tantissimi casi, non c'è una vera e propria casistica al momento. Esula da questo discorso le tombe dei giganti, dove è attestata l'isodomia, specialmente nel settore della Sardegna centro-occidentale, quindi tutta l'area dell'Oristanese e dell'Alta Valle del Tirso, dove appunto conosciamo tombe isodome, tra l'altro che hanno restituito anche materiali della media età del bronzo, quindi ancora una volta definire l'architettura di questo tipo fin dalle fasi originarie, non quelle protonuragiche, ovviamente quelle più mature. Altri casi, questo è il lavoro che facemmo nel 23, dove documentiamo insomma altri casi, in particolare a sinistra i conci a coda del nuraghe Gena Maria di Villanova Forru, in marna calcarea, e in alto, in basso a destra, ricordami Augusto, Nuraccale di Scano Montiferro. Ecco, siamo arrivati al nuraghe Alvu di Pozzomaggiore e cedo, sì. Allora, intanto buongiorno a tutti e mi associo ai ringraziamenti che Giacomo prima rivolto all'associazione per l'invito. Niente, abbiamo scelto come nuraghe paradigmatico il nuraghe appunto Alvu di Pozzomaggiore, che è
chiaramente anche questo monumento è interessato dal discorso della bicromia, ma presenta delle particolarità a nostro giudizio. Già l'immagine si può vedere bene che abbiamo una parte, diciamo, bassa in basalto e poi la parte superiore del nuraghe in calcare, con questi inserti che sono inseriti all'interno del paramento murario, che vediamo meglio in quest'altra diapositiva, questa rappresentazione grafica curata dall'archeologa Lai, e questo ci permette di vedere come qui non siamo, secondo il nostro parere, più davanti a un semplice discorso di bicromia, ma siamo davanti quasi ad una decorazione, perché i conci sono stati messi non accostati, ma diciamo così, si toccano soltanto gli angoli dei conci e inoltre la disposizione è concio sinistro, concio destro, delle volte invece concio in alto sinistro e concio destro in basso. Solo in corrispondenza dell'ingresso abbiamo i conci sovrapposti, diciamo, di basalto uno sopra l'altro. Purtroppo il nuraghe dalla parte a destra è crollato, quindi non permette di vedere come doveva continuare questo tipo di decorazione. La cosa interessante però è che oltre appunto all'uso di questi due litotipi, all'interno del nuraghe, queste allora nella diapositiva A non è il nuraghe Alvu ma è il nuraghe Santu Oltolu di Siligo, dove appunto la resa della Tolos è stata fatta con conci alternati, file alternati di basalto e di marna o verosimilmente calcare, mentre le diapositive C e D mostrano come l'ingresso del nuraghe Alvu, che è piattabandato, è stato costituito con delle lastre di trachite, probabilmente cavate dal vicino monte Oes, se non sbaglio, lì nei pressi del nuraghe stesso. Quindi in questo caso, secondo noi, si può veramente parlare quasi di una policromia, perché sono stati utilizzati colori diversi. E questo tipo di lavorazione, e questo aspetta un altro nuraghe ancora, questo tipo di lavorazione, cioè policroma, non è attestata soltanto in questo nuraghe, ma per esempio anche nel nuraghe Nuradeo di Suni e anche nel nuraghe Palmavera, e soprattutto, poi lo vedremo, questa rappresentazione dalla realtà è stata traslata anche in alcuni modelli di nuraghe che sono stati poi ricostruiti in epoca successiva in diversi siti. Allora, straordinario invece è questa Tolos del nuraghe Codes di Cosuine, un nuraghe che si trova praticamente di rimpetto con la chiesa romanica di Trullas. Anche qui la scelta e la disposizione non sembra casuale, dei conci appunto di basalto, tutti inseriti all'interno, diciamo, del paramento in conci di arenaria. Questo è un altro esempio straordinario invece, che è il nuraghe Li Luzzani di Sassari, dove proprio la parte, diciamo, quella che, come abbiamo detto prima, io non sono né architetto né ingegnere, però la parte, diciamo, che avrebbe necessitato di materiali più solidi come il basalto, questa volta si trova in alto, e nel basso, invece nella parte bassa, abbiamo quasi tutto un paramento murario di calcare. E inoltre, anche in luoghi, in punti nevralgici del nuraghe, possiamo vedere nelle diapositive in alto, non sempre l'architrave è di basalto, ma in alcuni casi le architravi sono comunque di materiale più tenero, come il calcare, come la marna, e questo accade anche per esempio nel nuraghe Palmavera. Ecco, questo è quello che dicevo prima. Questo è il sito di Gremanu, dove appunto all'interno della grande aula, che era un'aula appunto destinata, secondo l'archeologa che l'ha indagato, appunto a dei culti, è stato riprodotto un paramento murario di un nuraghe, e in questo caso appunto sono stati utilizzati 3 litotipi con l'inserzione proprio particolare, vedete, di blocchi di calcare
in una struttura che poi invece era completata appunto con blocchi di tracchite e di un altro litotipo che ora mi sfugge. Come? No, il granito era presente nel pavimento e nella soglia d'ingresso all'interno, diciamo così, del tempietto. Questa è un'altra immagine che ho voluto mettere, che è, appunto, sono i conci, i sodomi e anche questi bicromi che sono stati rinvenuti nelle parti alte del nuraghe Adoni. Importante questo confronto perché i conci erano mantenuti insieme da delle grappe di piombo che sono state rinvenute, come quella che vediamo a destra in basso. Quello che ci ha colpito è che, come dire, la pervicacia, la determinazione anche di chi poi ha ricostruito i modelli di nuraghe, come quello che vediamo invece a sinistra, che è appunto d'Esarchus Isforros, dove viene riutilizzata praticamente la stessa tecnica con colate di piombo per tenere insieme, diciamo, le parti alte dell'altare. E questa invece è una curiosità. Questo naturalmente a sinistra è l'altare di Esarco Isforros e questo invece che vediamo sulla destra è una necropoli, il sito è quello di Shar Yerin in Azerbaijan e è un sito composto da tante stele funerarie. Ora naturalmente io non voglio chiaramente asserire che ci siano stati contatti tra due zone diciamo così distanti. Ho messo queste diapositive perché si discute tanto sulle rappresentazioni che si trovano nell'altare e che sono interpretate solitamente come delle protomi di Ariete. Invece vediamo bene che in queste stele funerarie, che sono del tutto simili, sono rappresentazioni di visi. Quindi è plausibile che anche chi ha magari costruito questo altare volesse mettere una rappresentazione di visi magari di personaggi importanti e non appunto la rappresentazione di animali. Ancora qui un confronto tra la parte terminale del nuraghe a Rubiu e anche lì in basso a sinistra si vedono appunto gli alloggiamenti dove veniva appunto colato il piombo per mantenere insieme i blocchi e lo stesso lavoro che è stato fatto nel tempio, nell'altare di Sarko Isforros. Tra tutti questi modelli abbiamo voluto inserire anche il modellino che viene dalla capanna delle riunioni del Palmavera, perché comunque tutti questi modelli sono stati ritrovati dei contesti dove venivano fatte delle offerte importanti, sia a Sarko Isforros, sia a Sakarkaredda, che purtroppo mi sa abbiamo tolto le immagini, sia al Palmavera, lo scavo del professor Moravetti, testimoniano che attorno al modello e quindi la comunità riconosceva il valore per certi aspetti, ancora nell'età diciamo del bronzo finale, poi nell'età del ferro, un valore cultuale al monumento nuraghe. E questo appunto avviene in tutti questi siti che abbiamo messo a confronto. Questo è sempre l'interno del nuraghe Alvu di Pozzomaggiore e invece questa è una diapositiva del disegnatore Antonio Farina del nuraghe Samandra Saggiua di Ossi. Abbiamo voluto mettere anche questa immagine per dimostrare, perché molte volte appunto si è detto che le parti isonome del nuraghe sono solo nell'elevato, invece in questo nuraghe la parte isonoma del monumento è proprio nell'ingresso del nuraghe stesso. E qua ridò la parola a Giacomo per concludere l'intervento. Quindi partendo da quella definizione che spero ricordiate di Fulvio Allo Schiavo, cioè se l'architettura isodoma
appunto è un parametro alla quale aggiungiamo anche la bicromia, visto che spesso questo accostamento è documentato. Si può dire che appunto l'isodomia e la bicromia siano parametri distintivi dell'edilizia sacra. La definizione è ancora valida perché questo ovviamente è allora potremmo dire no, perché il nuraghe ha espedienti costruttivi analoghi a quelli dell'edilizia sacra, ma non è un edificio sacro. Questa potrebbe essere una risposta molto semplice. Sì, perché il nuraghe fa parte della categoria dei monumenti di funzione sacra e quindi ci sta tutto, e ni non risponde. Abbiamo fatto questa riflessione qua, ecco appunto anche Sacarcaredda. Per comodità leggo così riprendo anche alcune informazioni. È stato evidenziato come in alcuni villaggi santuari del bronzo finale e prima età del ferro sia attestata la presenza di sacelli conformati a nuraghe secondo una loro versione esemplificativa e ideale, dove la parte sommitale è utilizzata come altare o focolare rituale al quale dedicare offerte votive. In tali contesti si può appurare come le comunità di questo periodo abbiano attuato un processo di trasposizione del luogo alto del nuraghe attraverso una loro versione miniaturistica all'interno degli spazi della loro sfera sociale e religiosa. Nello stesso tempo, all'interno dei nuraghi stessi è documentata la comparsa e l'integrazione nei suoi spazi interni di elementi liturgici come vasche, rituali e bettili. Quindi Augusto ha anticipato come siano attestati questi sacelli che presentano appunto la riproduzione miniaturistica, diremo, di elementi architettonici del nuraghe, ma in particolare della sua parte sommitale, così come vengono rappresentati i modelli cioè i nuraghi nella loro interezza, quindi nel loro sviluppo completo. Purtroppo questa posizione non mi permette di raccordarmi direttamente a voi. Per quanto riguarda invece questi sacelli, quindi dove c'è proprio un'attività di offerta, anche di combustione di elementi, anche osse, insomma di sacrifici probabilmente, questo tipo di attività rituale viene svolta nella riproduzione della parte sommitale. Questo secondo noi è molto importante perché le popolazioni della prima età del ferro, direi, in qualche modo avevano riconosciuto, cioè le ipotesi sono due: o riferiscono il terrazzo del nuraghe come qualcosa di evidentemente sacro e lo fanno loro per la prima volta e lo trasportano in maniera diciamo più accessibile all'interno dei villaggi santuari, oppure questo concetto era già chiaro da prima e semplicemente c'è stato una continuazione dello stesso ideale, diciamo, religioso. Questa è un'altra veduta. Tra l'altro qua notiamo nell'alternanza dei conci di basalto e di questa pietra rosa come ci siano anche delle diverse rientranze che tra l'altro non sono state poi rispettate nel modello che è stato restaurato, perché adesso è tutto su un unico piano. È anche vero che potrebbe essersi consumata la superficie. Quindi provocatoriamente volevamo fare lanciare questo concetto qua, e cioè l'uomo dell'età del ferro, diciamo il nuragico, post-nuragico della prima età del ferro, che si trova davanti a dei monumenti che dovrebbero essere in parte abbandonati già da 1 o 2 secoli. Queste sono tutte, diciamo, dati che noi desumiamo, che ormai abbiamo fatto, che in letteratura cioè che sono entrati in letteratura, ma del quale non è che abbiamo tutte queste prove, però siamo ormai tutti concordi nel dire che negli ultimi secoli del secondo millennio, insomma, tra il 1200 e il 1000 non si costruivano più nuraghi e probabilmente non si mantenevano neanche, per cui il nuraghe aveva comunque uno stato di abbandono.
intorno all'anno 1000 la popolazione che si trovava di fronte a questi edifici li trovava sicuramente in parte dirutti, però ne coglieva evidentemente il valore e anche le attestazioni, anche materiali, di quello che si svolgeva al di sopra, perché altrimenti non spieghiamo come si sia rivolto a riprodurre le parti sommitali degli edifici e riproporre questi rituali. Quindi abbiamo proposto questa lettura che è molto semplice, cioè la società del primo ferro, o secondo altre visioni bronzo finale e primo ferro. Io ci tengo a distinguere al primo ferro questo contesto culturale. Davanti a questi edifici cosa fa? Propone una nuova ideologia e quindi trasforma l'edificio da una funzione X a luogo di culto, oppure semplicemente prosegue una tradizione e quindi della funzione originaria. Queste sono le due domande che secondo me bisogna farsi. E siccome abbiamo visto che nel corso degli anni sulla funzione dei nuraghi si è passati da quella appunto militarista, poi a quella polivalente, come si diceva un po' di anni fa, e poi ultimamente anche ad abitazione. Cioè, potremmo fare anche il discorso a ritroso. Cioè, vediamo come le popolazioni successive all'età nuragica percepivano il nuraghe e proviamo a tornare indietro per vedere se il sistema, questo tipo di lettura ci aiuta a capirne il significato. Secondo me sì, perché dobbiamo confrontarci con le società che per prime hanno avuto il monumento davanti quasi nel massimo del suo utilizzo, quindi le più vicine percepivano l'edificio come sacro, o meglio, percepivano la parte sommitale del nuraghe sicuramente a utilizzo rituale. Altrimenti non avrebbero riproposto questo tipo di modello. Questa è la lettura che stiamo dando. Che citiamo infatti anche nell'articolo. E basta, vi lasciamo qua. C'erano queste domande, quindi quale significato attribuire all'isodomia e soprattutto alla bicromia? È tutto un lavoro da fare, perché c'è questo accostamento di litotipi di diverso colore e soprattutto cosa ci azzecca questo tipo di architettura con un edificio del genere, ma anche il concetto del bugnato e dell'isodomia. Marco ha parlato proprio di pensiero di struttura tellurica, cioè che viene proprio dalla terra. In effetti questa evoluzione dalla terra verso il cielo si può cogliere anche nel passaggio dall'opera poligonale a quella isodoma. E possiamo dire che nell'età del ferro sicuramente il nuraghe era percepito come edificio sacro, e lo sappiamo perché abbiamo anche tutte le attestazioni culturali. Quindi quella definizione originaria, possiamo allargarla anche ai nuraghi? Se l'isodomia e la bicromia sono caratteristiche tipiche degli edifici santuariali, allora dovremmo dire che anche il nuraghe è un edificio santuariale, o altrimenti dobbiamo collocare all'interno di un'altra categoria questo tipo di architettura. Vuoi aggiungere qualcosa? L'unica cosa è che abbiamo nel tempo poi stilato un elenco e abbiamo catalogato qualcosa come 46 nuraghi che presentano o bicromia o isodomia o tutte e due le caratteristiche insieme. E 46 nuraghi inizia ad essere secondo noi un numero importante perché deve far riflettere appunto su come erano e su cosa, come venivano utilizzati questi monumenti. La facciamo dopo.
Sì, no, siamo qua a disposizione. Se c'è qualcuno che vuole rivolgere delle domande. Vorrei sapere questi 45 murali che avete. Sono domande avvicinate per il microfono. Veloci. No, lascia. Vorrei sapere la dislocazione di questi 45 nuraghi che avete trovato, dove si trovano, più o meno quali territori interessano. Cioè, ci coglie proprio in fallo, perché stavamo preparando una cartina proprio per avere una visione, no, completa, e questa distribuzione comunque riguarda tutto il territorio sardo. In questo momento, diciamo, con i dati, diciamo, a disposizione, la maggior parte di nuraghi isodomi o bicromi li troviamo nella parte nord-ovest della Sardegna. Abbiamo tantissimi casi lì, ma comunque abbiamo casi anche in tutta l'isola. Pensiamo a Barumini, per dire, quindi diciamo che è diffuso in tutto il territorio. Naturalmente questa è una ricerca, come dire, in itinere, perché non sempre è facile. A volte io per esempio ho visto tantissime volte il nuraghe miuddu, che ha una struttura imponente, poligonale, e mai mi sarei aspettato di trovare conci, bicromi, lavorate alla martellina, isodomi perfetti anche in quel nuraghe. Quindi si presume che anche quel nuraghe avesse perlomeno le parti alte edificate in quel modo lì. Niente. Francesco Di Gennaro. Allora, io concordo con diverse delle cose che sono state dette, mi compiaccio specialmente appunto per questa chiara presa di posizione sul quello che loro chiamano post-nuragico, insomma, che possiamo chiamare appunto bronzo finale e ferro, quello che è stato, diciamo, il ruolo conferito ai nuraghi, correggendo un po' il tiro sul fatto che non credo che ci siano prove estese e provate sul fatto che ci sia una fase di abbandono. Sappiamo che i nuraghi non vengono più costruiti, forse la struttura sociale non è più in grado di mantenerli in un certo modo, però è molto probabile che questo, cioè una continuità di uso, magari con delle differenze, cioè ci sia sempre stata. Non è che c'è un periodo in cui scappano e li evitano e poi tornano a frequentarli. Però invece ho qualche perplessità proprio sul modo in cui è posto il problema, perché alla base di questo ragionamento ci dovrebbe essere una spiegazione del concetto di cosa è sacro e cosa non è sacro, perché non è chiara la contrapposizione, l'opera di Sodoma, le cose sacre, questo è sacro, e a cosa si contrappone? Al privato, agli edifici residenziali, ma bisogna stare attenti perché il sacro nella preistoria è connaturato in qualunque attività, quindi molto spesso sappiamo che anche la fondazione di una casa è un atto sacro. Quindi non vedrei la distinzione, e poi tutto parte dall'aver preso una definizione, non so di quanto tempo fa, ma comunque una definizione della brava collega Fulvio Schiavo, che non credo che volesse essere un'epigrafe scritta nel bronzo, nella manualistica, diciamo, dell'architettura nuragica. Ha detto così, evidentemente le cose sono più articolate, ma per esempio allora non possono non entrare in questo discorso le tombe di giganti. Le tombe di giganti che sono proprio ancora più del pozzo, come il pozzo, sono proprio la prova di un'architettura assolutamente precisa, isodoma. Allora quelle sono sacre, perché sacro lo deve essere per forza in quanto tomba, ma rientrano in questo tipo di sacralità. Comunque alla base di tutto ciò ci deve essere
il concetto che voi avete usato di un'eventuale legge o sanzione per cui, e questa che è la cosa che mi lascia perplesso, alla base di quello che avete detto voi ci dovrebbe essere nella comunità sociale un'intesa sul fatto, attenzione, se questa cosa non è sacra non si può usare l'opera di Sodoma, se è sacra si può usare, e questo mi sembra abbastanza difficile da sostenere. Grazie. No, mi sono prego, vai, assentato un attimo perché c'era la giornalista e ho perso parte dell'interessantissimo lavoro di Giacomo ed Augusto. Prima di darti ovviamente la parola per la risposta, io a ciò che ha detto il dottor De Gennaro, da umile dilettante, contrapporrei, dici cosa è sacro, cosa si contrappone, l'uso utilitaristico, cioè vediamo, adesso prima di dare la parola nuovamente a Giacomo, da una scuola di pensiero che è durata un secolo, quindi Taramelli e Liliu, in cui parlavano di un uso militare, oggi si parla di uso polifunzionale, eccetera, quindi la risposta, non più, infatti adesso approfondirà Giacomo, ma la parola che si contrappone al sacro è utilitaristico, cioè hanno costruito i nuraghi per un uso utilitaristico, con un fine pratico o con un fine spirituale, simbolico e sacro. Quindi rispondete. Sì, no, diciamo, l'obiezione che ha mosso il professor De Gennaro è giusta, ma infatti è una questione che gli studi dovrebbero essere approfonditi in quella direzione. Oggi il nostro intervento era mirato al discorso legato alle strutture, ma per capire veramente la distinzione tra cosa è sacro e cosa non è sacro bisognerebbe anche entrare nel merito dei contesti che sono stati rinvenuti all'interno di tanti nuraghi. E qui la questione si fa, diciamo, più complicata, perché esiste, io nelle mie ricerche ho provato a capire chi sia stato a coniare il termine di riuso cultuale del nuraghe. Non si capisce, probabilmente nasce da Liliu, quando Liliu inizia a trovarsi per le prime volte di fronte a contesti all'interno di nuraghi che sono innegabilmente di uso cultuale, e quindi dice il nuraghe prima aveva una certa destinazione d'uso, poi la cambia. E quindi si era data questa trasformazione e si è riunita questa trasformazione tutta all'interno di un'unica datazione, che era dall'Iliu stesso, diciamo, dal ferro in poi molti nuraghi cambiano destinazione. Il problema è che noi abbiamo tanti nuraghi, con l'andare avanti delle ricerche, che questa destinazione d'uso sembrano averla cambiata molto prima. Un esempio su tutti è il nuraghe Nurdole, dove la funzione del nuraghe, cosiddetta funzione cambiata del nuraghe, avviene già a partire tra bronzo recente, la fine del bronzo recente e l'inizio del primo ferro, perché la professoressa Fadda, l'archeologa Fadda, parla di cambio di destinazione nel 1200 a.C., quindi molto ben prima di un uso, diciamo, o del riuso cultuale di altri nuraghi. E quindi in questo senso, voglio dire, certamente è una questione che va approfondita, è collegata tra lo studio delle strutture, l'orientamento, che appunto, come dicevamo prima, parlavamo di Mauro, di questi edifici, e soprattutto della cultura materiale che si trova all'interno di questi nuraghi, perché molto probabilmente la distinzione con l'uso cultuale avviene in un momento in cui ci sono l'uso di contenitori, oppure di bronzi, che chiaramente non possono sfuggire da quella categorizzazione, diciamo, ma prima magari il culto avveniva ma in modo diverso, e quindi diciamo è un bel argomento da approfondire sicuramente. No, non so cosa sia detto prima, però ho colto qualcosa. Aggiungo solo questo, che la cultura materiale non necessariamente può indicarci un uso rituale di un edificio, cioè non così esplicitamente. In quell'articolo di Robert Layton lui dice:
Davanti alle tombe si svolgeva un rituale che prevedeva l'utilizzo di una vaschetta ceramica e di un piccolo sacrificio con resti animali. Se noi questi due elementi di cultura materiale li trasportiamo all'interno di una capanna, stiamo definendo un momento di un uso civile. Se li trasferiamo davanti all'esedra di una tomba dei giganti, stiamo definendo un uso rituale, però gli elementi sono gli stessi. Quindi ciò che fa la differenza è il contesto, quindi il punto dove viene. Questo per dire che se anche troviamo all'interno delle torri di nuraghi, così come si sta definendo, fasi e attestazioni di attività domestica, come preparazione di farine, come lavorazioni dei cereali, macine, cottura di cibi e cose di questo tipo, quindi tutto ciò che è attinente alla sfera domestica, è chiaro che stiamo definendo un utilizzo civile dello spazio, perché non abbiamo attestazioni così eclatanti che ci possano far pensare a un utilizzo rituale. Però non abbiamo neanche le prove che quella, diciamo, sequenza di azioni che si stanno svolgendo al loro interno sia semplicemente per un'attività di sussistenza, cioè semplicemente per mangiare. Può essere anche all'interno di un contesto di preparazione di una festa, di un periodo particolare dell'anno, di preparazioni rituali di cibi che poi devono essere consumati in un altro contesto, non lo sappiamo. Non siamo così presuntuosi o preparati da poter dimostrare una cosa del genere. Nell'età del ferro invece noi abbiamo il conforto dei bronzi votivi, delle spade, di tutto ciò che chiaramente a quel punto è chiaro che si tratti di... Anche una certa categoria di ceramiche che comunque sono... La religione aniconica probabilmente diventa iconica, secondo sintesi di Mauro. Io farei un commento. Ci sono domande su questo intervento? Vai. Ti devo girare le spalle. Non fa niente. Anzi, mi complimento, sto facendo i complimenti a loro. Grazie. Mi complimento per il lavoro compilativo. Abbiamo 2 schemi, io sono ancora legato a schemi. Le tesi, i lavori possono essere compilativi oppure propositivi. Un lavoro compilativo fatto come Dio comanda serve per chi verrà, per gli altri studiosi. Però il problema è fermarsi sul più bello, 47 nuraghi policromi su 7500 che ha catalogato Mauro Masia è lo 0,7%, quindi un campione sparuto, no? E avete fatto notare questa policromia legata alla isodomia, anche se l'esempio che hai fatto vedere Augusto, dove ogni tanto c'è la pietra nera su quelle bianche, non rientra nella categoria che avete trovato, no? E quindi io oserei avanzare qualcosa, perché alla fine rimanete sempre archeologi, questo è il fattuale, basta avanzare un'ipotesi. È quello che poi innesca la discussione. Faccio un discorso molto banale, banalissimo. Molte signore usano un'isodomia delle righe verticali oppure delle righe orizzontali, isodomiche. Ha un significato profondo, perché quando la riga è orizzontale allarga la figura. E una donna cicciottella difficilmente mette un'isodomia orizzontale perché gli allargherebbe le sue qualità. Preferisce magari, se vuole essere bella snella, verticali. Però prima di parlare di policromia mi piacerebbe che insieme dire perché viene introdotta l'isodomia, perché lì è l'essenza del costruire nuragico, perché c'è nel costruire, che è un atto sacro, ogni volta c'è il ritorno ab inizio, e quello è un giro, è l'altro giro. Ragionare sul perché dell'isotomia, comunque, non datemi risposta. Era un'osservazione. Grazie.
Resto qua perché... resta perché tocca a te. Non so se ci sono delle altre domande. Se no, torniamo nei tempi. Io, prima di dare la parola a Franco Lahner, una piccola osservazione. Ci spiegavano come ci sia stato proprio un cambio culturale tra il bronzo finale e il primo ferro. Un dettaglio, un aspetto aspetta, però, un attimo. Dicevo, questo passaggio che ci descriveva Giacomo, mi spiace ho colto la fase finale, è segnato anche dall'inabissarsi sull'orizzonte della costellazione Il Centauro Croce del Sud. Direte cosa c'entra? Perché tira fuori sempre questo? Perché gran parte, un numero enorme di ingressi nuragici sono orientati con questo asterismo, il quale scompare proprio in quel momento storico, in questa fase di iato. Direte voi una fantasia, ma è un sogno a occhi aperti. Nello studio della civiltà talaiotica delle Baleari, gli archeologi balearici col professor Michael Hosking concordano sul cambiamento culturale che avviene proprio in questo momento in cui questo asterismo verso cui erano orientate anche le costruzioni talaiotiche scompare verso l'orizzonte, cioè l'astronomia conferma il fatto archeologico. Quindi è un aspetto con cui si sono tranquillamente confrontati gli archeologi spagnoli. Quindi Franco Lahner non ha bisogno di presentazioni in questo consesso, ma lo diciamo ugualmente, è stato ordinario di tecnologia e architettura allo UAV, quindi all'Istituto Universitario di Venezia, è ritenuto, insomma, a ragion veduta il pioniere maestro delle costruzioni in legno lamellare e, per quanto ci riguarda, è stato il primo studioso accademico a occuparsi non solo dell'aspetto costruttivo dei nuraghi, con questa tesi di laurea dal titolo Nuraghi macchina di se stesso, di cui penso accennerà, ma è stato anche il primo ad occuparsi dell'aspetto simbolico, nuraghe che cosmizza e sacralizza il territorio, che si sposa in pieno con gli studi di archeoastronomia. Ieri ci ha raccontato, con la consueta verve, un errore costruttivo nel pozzo di Santa Cristina. È stato estremamente interessante. E oggi affronta il tema delicatissimo, tabù, del restauro. Prego Franco. Grazie. Le 11. Prendo tempo perché ognuno... Parla nel microfono che se Sì, adesso parlo. Non è ancora cominciato. Perché ognuno si fermi su quel segmento di retta di una razionalità estrema e questa razionalità diventa bellezza perché c'è una fusione fra razionalità e bellezza che è il requisito che un'opera per essere tale deve avere questa fusione di ingegneria e di architettura, che perfino a diventare un unicum, anche se non considero il nuraghe un'opera di architettura, se non per alcuni brani, è un'opera soltanto di tettonica, perché ha altri significati, gli manca l'arche. Va bene, per anni ho insegnato il mio insegnamento di base di tecnologia, però nella magistrale ho collaborato con i restauratori e ho avuto modo di cercare di capire le intenzioni del restauro e suggerire le tecnologie adatte a quelle intenzioni. E quindi mi sono occupato della necessità per mettere le mani su qualsiasi edificio sia necessaria conoscere. Se non si conosce non bisogna mettere le mani. Ma la conoscenza è difficile, non basta l'anamnesi, non basta conoscere le intenzioni per cui quell'edificio è stato fatto, quali sono state le tecniche, i materiali. C'è un qualcosa
che porta alla conoscenza che è terribile, fascinante. Mi prendo 2 minuti per illustrare. Quella che vedete là sono i resti della torre di Scutari, una torre che è stata costruita per cercare di prevenire gli attacchi degli saraceni. Era un posto in alto, quando arrivavano le navi dei saraceni la gente lasciava i villaggi e cercava di avere meno danni possibile. È un mito bellissimo, ma nei miti bisogna ricavare una grande verità. E viene dato l'incarico ai 3 più bravi muratori di Scutari, 3 fratelli, di costruire questa torre. Loro prendono l'incarico e quando sono abbastanza in alto la torre crolla. Bene, amen. La rifanno, ricrolla. E allora capiscono che per dare esito alla torre bisogna murare all'interno della torre un essere vivente, perché la torre non ha vitalità, ha bisogno di energia vitale che c'è nei nuraghi. E quanto più la persona che viene messa nella torre è cara, tanto più sarà la forza. Allora decidono che la moglie di uno dei 3, che il giorno dopo verrà a portare da mangiare, sia murata, e preparano una nicchia dove la moglie di chi viene sarà murata, col patto di lasciare il caso. Nessuno deve parlare di questo. Uno dei fratelli trova una scusa e dice: guarda, finché la moglie gli sta togliendo i calzari, dice: lo sai che questa camicia ce l'ho addosso da 10 giorni? Quanto aspetti per andare a lavarmela? Domani vai a lavarla. Il primo invece non vedeva l'ora che venisse la moglie, perché aveva voglia di cambiarla. E l'unico modo per cambiare moglie, dice: taci, ho l'occasione che me la murino dentro e vado con quella rossa che mi attira da matti, tranquillo. Però parlava di notte e rivela nel suo sogno questo disegno empio. E la moglie dice: col cavolo che vado a portargli. Il fratellino più piccolo non dice niente alla moglie e arriva la moglie del fratello più piccolo con un bambino che sta allattando. Arriva e capisce quasi subito che lei è destinata a essere murata viva. Viene messa nella nicchia, i 3 muratori costruiscono davanti la parete e quando arrivano all'altezza del seno la moglie dice: per favore potete saltare 2 corsi in modo che io possa allattare il mio figliolo. Ok, lascia. Quando arriva all'altezza degli occhi, lasciatemi una fessura, che io possa vedere fino all'ultimo la mia creatura. E viene murata. Questa storia viene narrata a Dubrovnik da un croato, a un inglese. C'era una giornata calda fuori. Finché sta raccontando questa storia mitica, arriva una zingara con un bambino in braccio e chiede la carità e fa vedere gli occhi purulenti del bambino, purulenti, ormai andati, quasi cieco. E subito l'inglese tira fuori i soldi e il locale gli dice: fermati, perché questa donna ogni mattina con uno spillo punge gli occhi al bambino per commuovere. E allora l'inglese mette dentro i soldi di nuovo, perché ha capito che c'è madre e madre. Questa storia, quando sono arrivati a restaurare la torre, i muratori trovano una nicchia che indebolisce la struttura. E cosa hanno fatto? L'hanno murata. Hanno cancellato l'essenza di quella torre. Quindi capite quanto è difficile, come dire, restaurare. Restaurare vuol dire, ora, vuol dire conoscere, ma può restaurare chi confonde un capitello con un modello di nuraghe? In tutto il mondo questi 2 capitelli si chiamano capitelli
A Cabras non sono capitelli, sono capovolti e sono modelli di nuraghe, il basamento con la torre centrale. Può chi fa queste cose, pensare a queste cose, restaurare? Non credo. Io credo che per restaurare in Sardegna bisogna calarsi in quel genietto che vive in ogni posto, il genius loci. Bisogna conoscere due materiali, la pietra e il legno. Quando vedo un riparo di un pastore fatto di ginepro e non viene dentro una goccia d'acqua, qual è il magistero sotteso? Se non si capiscono queste cose di cultura materiale, diceva prima Ampei, come si fa a restaurare? Ci vuole un coraggio da bestia. Qualche volta giravo per la Sardegna e guardavo dei muri di recinzione. Non sono muri di recinzione, sono merletti, sono ricami con tantissimo magistero, soprattutto nella copertura. La pietra del luogo, ordita, lavorata a seconda delle capacità. Piccoli ciottoli diventano, frammenti che diventano un insieme, un magistero altissimo, fino ad arrivare a queste opere. Sono opere d'arte, l'Opus Africanum, una serie di magisteri costruttivi incorporati in semplici muri di sostegno. Chi non conosce l'arte di murare a secco può pensare di conoscere la Sardegna? O follia restaurare? Ammiro i fratelli Olanu. Sono assolutamente contrario al rifacimento di un nuraghe. È un'operazione cretina. È come costruire, io ho sentito parlare di rifare un nuraghe a Biella, ma l'esempio è fare una villa palladiana negli Stati Uniti. Ahimè, ma che facciano quel che vogliono, non sono io il censore, ma non me ne frega niente. Ma come si può pensare di rifare una villa palladiana del 500 negli Stati Uniti? Però l'hanno messa come archeologia sperimentale e hanno dimostrato che con mezzi semplici si possono trasportare, sollevare e mettere in opera massi e soprattutto fare in modo che quei massi messi in opera rimangano là. L'architettura, dice Alberti, è solo la capacità di sollevare un grave, di metterlo lì e di lasciarlo lì, che resti lì per sempre. E quindi questi meritano, perché non è solo cultura materiale. Le mani che muovono quelle pietre sono mosse dall'intelligenza, quindi questi hanno molto di più. Vabbè, conci apicali eccetera, vado al dunque. L'Isparas ha detto che in questa soluzione interna del raccordo fra l'entrata e la Tolos è di grande architettura, di grande magistero. Però queste Tolos hanno quell'oculus dove passa l'Axis Mundi, l'asse che collega gli inferi, la terra e il cielo. Non c'è, ma è materializzato, è l'Axis Mundi, il Pantheon. Deve entrare il sole, la luce, Dio, e segnare all'interno del nuraghe la presenza di Dio e la ierofania. Il sole si muove, segna il tempo, le stagioni, il succedersi. Quindi aprire il buco del tetto, Mircea Eliade è straordinario su questo, è un atto di grande religiosità, di grande appartenenza allo spirito. E quindi il Pantheon, il Tempio degli Dei. Però ci vuole una tecnologia speciale, perché in tutte le cupole il concio apicale è il concio di chiave. Toglierlo vuol dire avere un magistero altissimo,
E il nuraghe dimostra, non solo nell'autocostruzione, isodoma, eccetera, la capacità di aprire l'oculus. E la stessa tecnica costruttiva è quella di Brunelleschi, l'autoportanza, un magistero altissimo. Santa Cristina, stessa cosa. Però manca anche il linguaggio. Quando parli, la differenza, non conosco neanche la differenza fra una trave e un arco. Nella figura in alto a sinistra, tutti diremo è un arco. No, morfemicamente, figuratamente è un arco. Concettualmente è una trave, perché dà luogo a reazioni verticali. Di là, quello è un arco, perché dà spinta. Sotto, quello è una trave, perché dà reazioni. Ma quella piatta banda orizzontale è un arco. Concettualmente, proprio è un tecnema. È un principio, è un concetto. C'è una differenza, non è la differenza perché è orizzontale, ma come si comporta in opera. Vabbè. E allora, vabbè, su questo non voglio fermarmi, perché sull'isodomia, la necessità di sovrapporre anelli sopra un altro anello, come se fossero degli anelli di legno, un anello sopra un altro, chiude. Ma come faccio con conci appena sbozzati a realizzare un anello? Come faccio a fare una roba intera se ho dei pezzi che si toccano appena? Ma perché c'è la forza di gravità. Un concio, quando è a sbalzo, vuole andare giù. C'è la gravità che tutto porta in basso. Cerca di andare giù, però trova quello vicino. E la forza di gravità si trasforma in due forze orizzontali e si forma un arco orizzontale, chiuso, in coazione, in forza, è un anello intero, uno sopra l'altro. E con questo sistema posso ovviare agli ultimi anelli e aprire il buco. Lo posso anche coprire, metto sopra una lastra, ma è una tecnica che permette di aprire l'oculus. Bene. L'altro argomento importante è la tecnologia, soprattutto di trasporto, perché è legata alla costruzione. Guardate questo esempio banalissimo. La fotografia è finalmente una foto, però prima di guardare questi bassorilievi assiri sono andati dei disegnatori e hanno disegnato la leva. Se voi guardate il particolare segnato, è una leva in alto. Vedete, serve la leva per alzare. In tutto il mondo la leva serve per alzare. Ma quando Santillo mi ha fatto vedere che non serve per alzare, serve per spingere. Nello schema di sotto c'è la contrapposizione di due cunei. Appena tiri la leva, la slitta va avanti. Per magia, perché c'è la combinazione di due macchine semplici, il cuneo e la leva, macchina infernale. Ho fatto anche un modellino per dimostrare agli studenti, caricando la slitta di libri, con una piccola leva fatta a sguincio, perché i conci grandi sono sempre tagliati a sguincio, va avanti da sola. È una magia, la combinazione di due macchine. Ma allora se non si conoscono le tecniche tradizionali, eccetera, come si fa a pensare a restaurare? Questa rampa. Ma la rampa è la macchina per costruire. Mi sono fatto la strada per andare su. Quando sono in cima metto i massi e torno indietro. Come può un bambino? Questo è un uso strumentale di una diapositiva perché facevo vedere ai miei studenti come dietro le costruzioni ci sia lo sfruttamento del lavoro giovanile, altro che la tecnologia, altro che la scienza, lo sfruttamento dell'uomo con l'altro uomo. Quei bambini costruiscono dei massi di mattoni senza nessuna macchina, solo con le loro braccia, perché hanno fatto di quella costruzione la macchina per costruire. Fai la rampa, lo porti su, fai la rampa che lo tieni, e costruiscono senza nessuna macchina, senza nessuna gru. Il nuraghe, che si basa su geometrie, su evoluzione, sulla spirale,
più bel segno atavico. È l'eterno ritorno, però non nel piano, a spirale. È un segno. Qualche volta delle signore hanno delle spirali. Perché porta la spirale? L'avevo trovato, mi piaceva, no? È un segno di evoluzione, di auspicio, di vita, di crescita, però sempre legato all'eterno ritorno. E qui l'eterno ritorno mi richiama alla lezione che ho preso da Sciola, l'ho conosciuto troppo tardi. Un conto è il gesto di Van Gogh, del seminatore. Van Gogh ferma l'attimo. So benissimo che prima la mano aveva preso i semi, è tornata indietro e adesso so che il prossimo passaggio sarà il gesto del seminatore. Ha bloccato un attimo, ha bloccato un tempo lineare, il passato, l'attimo e il futuro. No, il Nuraghi questo non l'aveva, il nuragico non aveva questo tempo, aveva l'eterno ritorno. Tutto è impostato sull'eterno ritorno, non si capisce niente di nuragico se non si introduce la categoria dell'eterno ritorno. E queste le discussioni con Sciola, bellissime, però è morto troppo presto. Ecco ancora, vedete l'arte greca, Fidia, tutto si appoggia sullo zoccolo. La scomposizione con la statica in forza eccetera, la risultante passa per quello zoccolo. Ha bloccato un attimo, che è il tempo lineare, la rovesciata di Ronaldo, quell'attimo che appoggia il dito e fa la rovesciata. Tum! Non è un atto, è bloccare. E alla fine l'ultima riflessione, e poi dico due cose sul restauro dei nuraghi. Straziante per me. Pittau, grande amico, grande. Come tutte le discipline siano state escluse dall'archeologia sarda. Adesso c'è un'introduzione dell'allargamento del recinto, ma tempo fa, appena andavo, cosa fa lei qua? Se avevo messo dentro nello scavo il piede così, me lo tagliavano. Non si può entrare nel recinto, è una cosa molto particolare. Non si può capire l'archeologia, che è un aspetto importante della ricostruzione dell'uomo. Ma una! Ieri ho fatto vedere quante sono le discipline che concorrono a spiegare il passato, anche l'archeologia. È un loro notevole demerito. Come era elegante, gli avevi detto quanto siete figli di puttana. Anni fa sono andato al Maiore, subito mi ha sorpreso la gru in un cantiere, però se io conosco le tecniche di sollevamento e potrei sollevare a mano con macchine rudimentali, uso la gru, perché è stupido fare un lavoro che posso fare senza fatica. Non devo usare una macchina nuova, vecchia, per fare un lavoro che so fare, che mi costa fatica, pericolo, sicurezza. Prendo la gru, però devo sapere come, altrimenti è il ricorso a una tecnologia impropria. E per ripararlo hanno fatto un getto di calcestruzzo. No, peggio. No, ma dopo non devi parlare di questo. Io l'ho visto quando facevano sta puttanata qua. Ma ne ho viste altre. Prima Mulas ha fatto vedere Samandra Shajua. Ho partecipato, andavo a rompere le scatole. E l'archeologa mi ha detto, vede, noi stiamo usando le mani, Questa è Samandra Shajua che ieri, io avevo fatto vedere quello di Usso. Ho sentito Mandra Shajua. Sì, hanno lo stesso... Che è il luogo delle armenti, delle giua, delle giumente. Non so mica il coso, Mandra Shajua. Ma cosa fa? Vede, noi usiamo le tecniche del passato per tirare su i massi. E dove lo mette quel masso? Lo mettiamo qua sopra perché pensiamo che andasse qua. Ma non può star là. No, ma mettiamo delle barre di resina così non viene più giù. Deficiente. E sulla finestrella sopra l'architrave
ci sono 2 finestrelle. Perché ci sono 2 finestrelle? Perché? Ma siete sicuri che ci fossero 2 finestrelle? Perché è una novità. Di solito c'è una finestrella sola. No, ma... Oggi, ho detto, diventerà una pattumiera. Io questa foto l'ho fatta non col drone, una foto mia. L'ho fatta dal condominio popolare di come si chiama? San Nicola, scusa. E vicino c'è il supermercato. Ho detto, diventerà la discarica. Oggi è solo spazzatura, deposito di spazzatura. Come si fa a restaurare e poi lasciare questa roba a quell'uso? Torno agli Sparas. L'ha restaurato. Ha messo la malta nei conci. Io non credevo ai miei occhi. Non credevo ai miei occhi. È un delitto. Come fai su una costruzione a secco a riempirla di malta? Che volgarità. Ma non ci sono degli enti che devono salvaguardare il patrimonio? Però mi è venuto in mente, poi sono indolente, ho già abbastanza rogne. L'articolo 9 della nostra Costituzione dice che un cittadino qualsiasi vede una manomissione di un bene culturale, architettonico, ha l'obbligo di denunciarlo. E io non sono, in questo caso, un cittadino normale, perché insegno e capisco queste cose. Quindi dovrei avere doppio obbligo di denunciare questo scempio. Non so chi l'abbia perpetuato, se il progettista, la direzione lavori, la sovrintendenza, il sindaco, non me ne frega niente, è l'atto. Poi la giustizia deciderà chi è il colpevole. Ma non solo, questo gesto volgare mi ha indotto a commentare in maniera più volgare che io sia stato capace di trovare il getto sopra gli Sparas di un getto di una merda, che non definisco merda, la definisco col mio dialetto ladino, slaidra. Slaidra, in ladino vuol dire proprio la cacca della mucca, è una parola onomatopeica, slaidra. E pensate che la cultura materiale di montagna, la slaidra, si trasforma in sorda quando diventa dura. Non è più una slaidra. In Veneto è boassa, altra parola magnifica. Devo dire che ho avuto difficoltà nonostante il vocabolario di Pitao. Curenza de vacca, cioè questo correre di vacca. In italiano non c'è, perché l'italiano non ha la cultura materiale, le parole sono diarrea bovina. Sugli Sparas ho visto che l'hanno tolta, però dopo l'hanno rimessa e poi l'hanno ritolta. Io dico, ma chi paga questa vaccata? Chi paga? Non io, pago poco le tasse e cerco di non pagarle, quindi concorrerò per un infinitesimo, non so. Ma chi paga? Non è più adesso questione culturale, qua è penale. Butti via i soldi per fare e rifare. E la malta dentro, chi la toglie? Oh Dio mio, non ho meno spesso, oh Dio mio, ho bisogno di solitudine, di silenzio, di leggerezza, quella leggerezza nicciana che è il contrario della gravità. Ho bisogno di alzarmi un po' da questa, ho bisogno, aiuto, perché nel silenzio si può sentire il canto notturno di un pastore errante del Supramonte e vedere danzare una Janas. Sono due citazioni formidabili, una è Leopardi e l'altra è Nietzsche. Questo c'è bisogno, di fronte a questo scempio, a questa cosa che offende l'umanità.
Perché c'è qualcuno che pensa, giustamente, che i nuraghi devono essere patrimonio dell'umanità. E fanno queste cose in Sardegna. Fate voi. Grazie. Grazie Franco e grazie anche per la tua pluridecennale passione sull'argomento polemico, certo. Davanti a queste vicende, adesso prima facciamo qualche domanda, poi mi aspetto una motivata replica da parte della dottoressa Tomasetti. Però davanti a questi interventi, questo fatto del pozzo, dell'Isparas ci vede un po' minima parte coinvolti. Nel libro di cui vi ho parlato prima, in questo che ho scritto nel 2019, un capitolo è il tappo sul pozzo. C'è un tappo materiale apposto, il nuraghe Isparas, Franco non l'ha accennato. Il nuraghe Isparas ha un rapporto base-altezza funzionale al passaggio del Sole in meridiano qui a Isili al solstizio estivo. È una geometria solare e questo tappo, è stato, non nascondiamoci dietro un dito, è stato messo a posto per fugare queste pericolose derive fantarcheologiche. Dico, così lo tappiamo, andavano i curiosi, i New Age a dare un'occhiata, mettiamo un bel tappo così non vanno più. Prima di approfondirlo, vai. La cosa più straziante, hanno chiuso il buco 2 anni fa, sono andato a vedere. È cambiato totalmente il microclima del nuraghe. Ci sono già intorno al perimetro della Tolos i frammenti che stanno cadendo dal nuraghe e soprattutto un'umidità incredibile. È cambiato con la chiusura dell'Oculus il microclima e sta in pochi anni. Potrei fare il conto, se ogni mese cade 3 kg di cosa, fra quanto la Tolos cadrà giù? Certo. Un attimo solo. No, È cambiato anche per via del legante. Adesso, poi ne parlo. Soprattutto non è... Un attimo. Ecco, questo... Attento a non inciampare. Allora, questo... Un attimo, fatemi finire, poi fate le domande. Questo monumento... Non tutti sanno che campeggia nel più monumentale trattato di archeastronomia, l'Handbook of Archaeastronomy and Ethnoastronomy, accanto alla piramide del Sole di Chichén Itzá. C'è una foto dell'Isparas e una foto del Charcoal, non della piramide del Sole. Un monumento di importanza straordinaria. E l'editor del libro, che è stato nostro ospite tante volte, Clive Ruggles, emerito di archeoastronomia all'Università di Leicester, dice con flemma britannica, dice elegantemente quello che Franco ha detto giustamente in modo irruento, dice: ma perché prima di tapparlo non lo hanno studiato, prima di mettere un tappo lì? Ecco, questo è adesso, grida vendetta al cielo, questa apposizione di tappi. Quindi, insomma, è un altro dei nodi che vengono al pettine in questo seminario. Non so se ci siano, prima di dare la parola alla dottoressa Tomasetti, se ci siano delle domande su ciò che ha detto, o anche su ciò che hanno detto prima Augusto e Giacomo. Mauro. Niente. E allora andiamo all'ultima presentazione di questa mattina. Io non avevo il piacere di conoscerla prima di oggi. La dottoressa Luciana Tomasetti si è laureata in architettura. Scusate, Patrizia Tomasetti si è laureata alla Sapienza in architettura. Ha un curriculum imponente del quale spero di centrare i passaggi più importanti, cioè ha un master in cultura 4.0, valorizzazione, marketing, tecnologia, finanza, management per il Museo del Futuro,
un diploma di specializzazione in tecniche urbanistiche per le aree metropolitane, un perfezionamento in tecniche di recupero, conservazione, resti paleontologici da scavi archeologici. Attualmente, credo di dire un fatto corretto, è funzionario architetto, direttore e coordinatore del segretariato MIC per la Sardegna, che dovrebbe essere la soprintendenza. È responsabile del procedimento, progettista, direttore dei lavori in numerosissimi lavori di restauro di nuraghe. È autrice di svariate pubblicazioni e il suo intervento arriva ad hoc dopo quello di Franco Lahner. Prego. Buongiorno a tutti. Sì, ho cercato, mi dispiace perché stamattina ho cercato di accorciare un pochino l'intervento perché era insomma lunghissimo e ho tolto invece delle diapositive che potevano essere utili. Allora, io oggi vi racconto di due interventi, di due progetti di restauro, uno al nuraghe Palmavera e l'altro al nuraghe Maiore, qui ho sbagliato a scrivere, di Cheremole, che è quello che ha citato il professor Lahner. L'ultimo, nuraghe Maiore, è l'ultimo che ho diciamo affrontato come progettista, mentre nuraghe Maiori è il primo. Ero appena arrivata in Sardegna e vedrete con che cosa mi sono dovuta confrontare. Una premessa, vi racconto io questi interventi che sono in realtà veramente sono interventi di gruppi di lavoro molto molto ampliati, colleghi archeologi, esperti restauratori, esperti di varie materie, geologi, geotecnici, insomma diciamo che abbiamo allargato molto il recinto, nel recinto ci sono entrati tutti e ancora adesso ci entrano tutti. Un ultimo appunto prima che mi dimentichi, perché il professor Lahner è stato severissimo, però bisogna dire che questa branca qui non l'ha affrontata nessuno, colpa degli architetti. Alle facoltà di architettura non interessa e non interessa ancora oggi, perché qui in Sardegna abbiamo 2 facoltà di architettura, ma di architettura nuragica non se ne occupa nessuno. Quindi diciamo che gli errori... No, però questo per dire che il processo di conoscenza non è un processo che che ha bisogno anche di tempo e in molti casi alcuni interventi sono stati fatti o di archeologi o con un tempo del lavoro pubblico che non permetteva le dovute riflessioni. Chiamo in causa le facoltà di architettura e l'università perché loro hanno la possibilità di fare progetti di ricerca più strutturati e poter quindi arrivare un pochino tutti insieme ad una conoscenza approfondita di queste architetture. Allora, di nuraghe Maiore parlo alla fine, così vi tengo un pochino su per la risposta. Allora, parliamo del nuraghe Palmavera. Nuraghe Palmavera è uno dei monumenti diciamo più conosciuti o almeno così credevamo in Sardegna. È stato uno dei primi nuraghi scavati dal Taramelli e ha una lunga storia di scavi e di interventi appunto di scavo archeologico. Qui li ho messi soltanto in fila, non parlerò di questo e chiedo scusa io da architetto agli archeologi se uso termini che non sono propri, insomma. Quindi dal 1882 fu oggetto appunto del censimento che il Nissardi fece di tutti i monumenti della Nurra. Nel 1904 Antonio Taramelli, come vedremo, lo scelse tra diversi nuraghi come un nuraghe sul quale avviare una campagna di scavo e di conoscenza. Nel 1960-62 ci fu un'ulteriore campagna di scavo del Metzke e anche a cui poi fu associato un intervento molto importante di restauro.
Dal 1976 al 2015 si sono succedute numerosissime campagne di scavo del professor Moravetti, sia all'interno del nuraghe che nell'area del villaggio, e poi a quale insomma diciamo abbiamo concluso con quest'ultima campagna di scavo, che sembra ieri, poi alla fine sono passati già 6-7 anni, del 2018-2019. Questo per dirvi cosa? Che di questo nuraghe, quando abbiamo approcciato all'intervento di restauro, sembrava che conoscessimo già tutto, quantomeno avessimo diciamo uno stato delle conoscenze abbastanza buono. Una slide su Taramelli era doverosa, soprattutto perché lui scelse questo nuraghe come nuraghe da scavare perché lo riteneva esemplare, proprio perché essendo in prossimità del mare sperava di trovare elementi di cultura materiale che in qualche modo potevano chiarire o confermare elementi di antiche importazioni e di relazioni con i popoli del mare. Questa è la planimetria del nuraghe Palmavera, da sempre conosciuto come un nuraghe bilobato con una torre maggiore e una torre minore, con una forma direi poco elegante, anche un po' tozza. Vi chiedo soltanto di tenerla un pochino a mente. Questo è l'inizio del nostro percorso di restauro, perché nel 2016 siamo riusciti ad intercettare un intervento abbastanza importante per un nuraghe che presentava problematiche statiche di conservazione dei materiali costitutivi abbastanza importante. È un nuraghe che è già stato citato prima perché rientra tra questi nuraghi bicromi. Qui il discorso sarebbe da approfondire perché non so, io da architetto dico che secondo me questi materiali sono stati scelti per la loro capacità di resistenza o facilità di lavorazione, forse più che per un'intenzionalità di dare diciamo una facessa estetica diciamo al risultato, e questo un po' ci è stato confermato anche dal lavoro che abbiamo fatto. Ecco qui alcune immagini di progetto, quindi un intervento sia di sistemazione ma soprattutto, come vedremo, di conservazione della materia e quindi del monumento. Come anche questa è un'immagine dall'altra parte, qui residuavano alcuni elementi di crollo e insomma si vedeva che il monumento aveva necessità. C'è questo albero che vedete in alto a destra, un lentischio enorme che stava determinando dei problemi statici abbastanza importanti. Come abbiamo approcciato al progetto? Capire naturalmente e ricostruire la storia del monumento, e questo rispetto ad altri monumenti aveva una problematica maggiore perché, come vedremo, abbiamo dovuto confrontarci anche con un intervento di restauro abbastanza importante che è stato quello del 62 del Metzger. Quindi capire quali erano le fasi antiche, capire le fasi moderne, riconoscere, e uso questo termine, riconoscere i materiali costitutivi della fabbrica e riconoscere le tecniche costruttive, le problematiche conservative di carattere statico e quelle della materia, e poi naturalmente rispondere alle esigenze di ricerche scientifiche e a quelle di fruizione e valorizzazione. E qui, visto che è stata citata anche l'articolo 9 della Costituzione, e io ci aggiungo anche il codice culturale dei beni culturali, ogni intervento di tutela e conservazione è finalizzato alla fruizione pubblica. È il fine di ogni nostro agire e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. I restauri del 62. Nel 62 il Metzger,
Inizia una campagna di scavo, di ricerca qui al nuraghe, anche lì già si avevano dei problemi di conservazione abbastanza consistenti, e affronta un progetto di restauro, un intervento che non lo basa su mimetismo, cioè sul cercare di capire qual era la tecnica costruttiva di questi nuraghi e riprodurla, ma indagando nuove tecniche e nuovi linguaggi. Qui ho estrapolato dalla Carta di Atene, poi dalla Carta del Restauro italiana, alcune frasi che direi che so che non ce n'è bisogno, però le voglio leggere proprio perché ci aiutano poi nell'analisi dell'intervento del Metzger. Nelle aggiunte che si dimostrassero necessarie per un'integrazione totale o parziale, il criterio essenziale da seguirsi debba essere, oltre a quello di limitare tali elementi nuovi al minimo possibile, anche quello di dare ad essi un carattere di nuda semplicità, di rispondenza allo schema costruttivo, ed in ogni caso debbono essere siffatte aggiunte essere accuratamente ed evidentemente designate con l'impiego di materiale diverso dal primitivo, in modo che mai un restauro eseguito possa trarre in inganno gli studiosi e rappresentare una falsificazione di un documento storico. Questa è la nostra Carta del Restauro italiana, su una circolare del Ministero sul quale comunque ancora oggi basiamo i nostri interventi. E questi sono alcuni elementi di questo restauro del Metzger, quindi la nuda semplicità degli elementi che lui ha ricostruito, la rispondenza allo schema costruttivo, vedete in alto a destra, questa apertura a forma di arco, insomma, e il materiale diverso dal primitivo. La cosa che mi ha colpito moltissimo è che un intervento di restauro così concettualmente anche difficile negli anni 60 fosse stato particolarmente apprezzato da Vico Mossa, che in un articolo appunto su questo restauro dice: è il primo nuraghe che si sta restaurando con criteri modernissimi, il calcestruzzo di cemento, e loro ne hanno usato tantissimo, non solo non offende questi resti, ma fa risaltare quei consunti conci di calcare e arenaria. A Palmavera non si sta rifacendo niente, si sta procedendo ad un restauro di liberazione e di consolidamento, con tanto amore e sensibilità. Dobbiamo pertanto congratularci al dottor Metzger, che con coraggio ha rotto finalmente il ghiaccio, mostrando il metodo da seguire. È stato un intervento unico, non si è ripetuto, e direi che forse va meglio così. Questo però per dirvi che nel nostro intervento, nel nostro progetto di restauro, che è stato un processo di conoscenza, perché veramente mai come in questo caso progettare ci ha messo davanti alla materia, davanti al monumento, e ci ha posto le domande, forse le domande giuste per capire meglio la fabbrica. Però noi adesso non solo il problema della materia originaria e del progetto, diciamo, di quello che era afferente al nuraghe, all'epoca nuragica, ma noi dovevamo affrontare anche il restauro del restauro, perché nessuno ci poteva dare, non avevamo né la possibilità, né abbiamo nemmeno voluto indagarla, la possibilità di sostituirci al restauro del Metzger, senza avere, se non in alcune parti dove insomma abbiamo in qualche modo capito che la sua ricostruzione era concettualmente sbagliata. Quindi nel nostro processo di conoscenza, nella nostra progettazione, abbiamo cercato di capire che cosa ha trovato il Metzger, come erano fatti questi interventi di restauro, che cosa avesse fatto. Quindi abbiamo approfittato dell'archivio fotografico fornitissimo e abbiamo ricostruito per ogni pietra quello che il Metzger ha trovato scavando, quindi quello che è emerso dagli scavi, lo stato di conservazione e come lui ha poi approcciato all'intervento di restauro. Qua si vede bene che non ha inteso mai intaccare la materia originaria e si è inserito all'interno con delle strutture che poi scopriremo essere mattoni e con un intonaco di cemento, proprio per quel concetto di riconoscibilità della carta italiana.
Quindi a questo il nostro problema enorme era quello sia di, diciamo, di andare a valutare lo stato di conservazione della materia originaria con disgregazioni gravissime, cioè qui sulla sinistra vedete blocchi di come erano combinati i blocchi insomma, del nuraghe, ma anche capire lo stato di conservazione dell'intervento del Metzger. E qui richiamo ancora diciamo quello che ci ha detto il professor Lahner, che qui anche loro non avevano ben capito la funzione strutturale. Queste putrelle che hanno voluto inserire a forza non servivano a nulla e ce l'hanno dimostrato nel tempo, perché non avevano proprio né lo stesso schema costruttivo e né hanno iniziato a lavorare, si sono soltanto ossidate, creando altri problemi. Vado velocemente: stato di conservazione, distacchi, alveolizzazione, disgregazioni gravissime, per poi arrivare al tema dei materiali. Anche qua sembrava che fosse stato tutto detto, no? Che il nuraghe Palmavera era costituito da due tipi di materiali, blocchi di calcare ed arenaria, e quindi che ci fosse questo elemento di bicromia. Abbiamo chiamato l'Università di Sassari, quindi un pool di geologi, e che hanno cominciato a fare quella che era il riconoscimento dei litotipi che costituivano i nuraghi, altro che due, guardate, ne abbiamo individuato almeno 9 di litotipi, tutti diversi anche per colore, alcuni che non sono come le ignimbriti e anche le dolomie, che non sono nemmeno di quell'area geografica, quindi diciamo abbiamo un dato ma non abbiamo la risposta da dove vengono e come mai e come ci sono arrivate. E dopodiché naturalmente tutto il progetto, l'analisi, la fase dell'analisi parte con l'individuazione di tutti i vari tipi di degrado che la pietra, che ogni singolo concio, perché qui noi veramente abbiamo lavorato per singolo concio e poi in una visione generale di macchina, di funzionamento della macchina. E qui vado veloce, sono tutte le immagini storiche che abbiamo trovato. Quella in alto a sinistra ci fa vedere come l'ingresso al cortile è stato trovato durante gli scavi, e si capisce benissimo che lo stipite di sinistro è crollata, forse c'è stato un collasso di qualche concio che si è trascinato tutto. E qui per esempio noi abbiamo ritenuto, insomma, che non fosse particolarmente rispondente lo schema strutturale ricostruito dal Metzger, che è quello che poi vedete lì sulla destra. Va bene, qui vado veloce, insomma, qui l'analisi, ripeto, di quello che hanno trovato, l'architrave che era lesionato, che il Metzger ha rimesso in pari per permettere di lavorare, e poi quello che noi vedevamo come una struttura nuova intonacata con questo intonaco di cemento, che dalle foto e dalle relazioni si vedeva che comunque invece la parte strutturale era realizzata in mattoni. Quindi altro, vado veloce, qui insomma tutto quello che ci è servito, le tecniche costruttive, appunto analisi delle tecniche costruttive usate dal Metzger, e poi non in parallelo, perché queste sono azioni che sono state fatte assolutamente in contemporanea, la ricostruzione dei conci che sono sempre stati in sede da quelli che sono stati ricollocati durante le prime fasi di scavo, quindi insomma anche una ricostruzione della sua storia recente dal 1904 ad oggi. Questo l'abbiamo fatto per tutte le superfici, con naturalmente poi tavoli di sintesi anche degli elementi di degrado e di che cosa dovevamo andare a fare, perché poi l'intervento era un intervento di conservazione e restauro. Perché ho voluto portare questo intervento come esempio? Non tanto diciamo per l'approccio, che pure vedremo, alla conservazione della materia, ma perché qui la confidenza e la voglia di farsi domande e di analizzare diciamo alcune anomalie, quello che non sembrava normale, ci ha portato a ribaltare proprio quello che era lo stato di conoscenza di questo nuraghe. Cioè su questo, davanti a questa
apertura, chiamiamola così, ci siamo fermati più e più volte, cioè il progetto è durato un anno, forse anche più dei lavori, perché ci chiedevamo cosa fosse, perché si capiva che non era un buco dovuto da un crollo, era un buco intenzionale, cioè quell'apertura è un'apertura intenzionale che è in una posizione assolutamente anomala, che non ci diceva nulla. E dalla parte interna c'era invece questa feritoia, una feritoia che guarda verso uno spazio che non riuscivamo a collocare, non riuscivamo a darci una spiegazione. Poi già da questa immagine si comincia a vedere questo doppio materiale. Abbiamo un materiale larenaria, poi abbiamo quest'altro materiale più scuro e abbiamo cominciato a riflettere, ad usare la tecnica dell'architettura e quindi la differenza degli alzati e gli attacchi diversi tra murature diverse. E poi avevamo quest'altra nicchia, chi c'è stata? La nicchia è una nicchia cieca, anche questa assolutamente fuori da ogni tipo di nuraghe, una nicchia cieca che però guardando le foto del Taramelli nel 1904, comunque all'inizio del secolo scorso, non era cieca affatto, quindi si vede che c'era una luce che veniva dalle spalle di questa figura ed ecco la feritoia sempre che si vede all'interno. E anche qui abbiamo cominciato a guardare meglio, a cercare di capire queste anomalie negli attacchi tra una muratura, tra una parte del nuraghe e l'altra parte del nuraghe, finché insomma mettendo in fila tutti questi elementi e tutte queste riflessioni è venuto fuori, cioè una cosa che ci avevamo davanti agli occhi, io almeno da più di 20 anni, il professor Taramelli, il professor Moravetti da diversi decenni più di questo e ce l'avevamo sempre davanti agli occhi e non l'avevamo mai visto perché lì c'è una muratura completamente diversa che si inserisce tra due murature che fanno evidentemente parte dello stesso arco costruttivo, dello stesso momento costruttivo. Da sopra cominciano ad emergere quelli che sono i primi elementi che poi abbiamo, anzi insomma qualcuno di voi ho messo questa immagine perché questa è la planimetria come normalmente l'abbiamo sempre guardato, ma è bastata rigirarla e si è rivelato questo, diciamo, l'asse di simmetria dell'architettura nuragica e con quegli indizi che abbiamo visto prima, quella bucatura un po' anomala, queste feritoie che davano su uno spazio che oggi è chiuso e questa nicchia cieca che invece doveva essere aperta e quindi noi abbiamo ipotizzato già dalla fase di progetto che ci fosse una terza torre che non era conosciuta. E la terza torre è stata sicuramente in questo intervento di consolidamento e di restauro l'elemento più eclatante insomma una vera e propria scoperta. Qui la vedete già scavata nelle fasi finali dell'intervento, qui vi ho messo questo in onore agli archeologi, almeno una planimetria delle fasi di scavo, insomma è stato veramente abbastanza emozionante devo dire, perché quando abbiamo fatto il progetto, che l'abbiamo fatto vedere a professor Moravetti, tanto lui è una persona di spirito e ci aveva detto no, non lo dite, vi prenderanno in giro, non è possibile, invece era lì sotto i nostri occhi anche, diciamo, anche malcelata, ma ci mancavano come se ci mancasse la chiave di lettura di alcuni indizi che erano chiarissimi. L'intervento di restauro. Qua l'intervento di restauro è stato affrontato molto delicatamente perché abbiamo inteso restaurare ogni singolo concio, creando questo impasto che si avvicinasse quanto più possibile alla costituzione della pietra, un impasto povero con dentro proprio la polvere della pietra stessa, perché abbiamo proprio voluto e cercato di ricostruire quella che è la tessitura muraria di questo monumento. Ogni intervento è naturalmente assolutamente documentato
documentato in tutte le sue fasi, quindi prima, durante e dopo, e qui abbiamo un esempio appunto di restauro dove la tessitura muraria e questa capacità incredibile di lavorare la pietra viene messa secondo me assolutamente in risalto. Ecco, questa è una delle... naturalmente noi gli interventi del MEZ, che ne abbiamo rimossi forse solo un paio, dove avevamo la certezza della grandezza del concio e della presenza del concio, lo abbiamo ricostruito o l'abbiamo sostituito. Abbiamo lavorato assolutamente a secco, poi vedrete con nuraghe maggiore cosa intendo a secco, cioè senza uso di malte. Per malte si intende un elemento che fa presa e che quindi cambia la sua composizione chimica e fisica, e abbiamo ripreso anche gli intonaci del Metzger. Vediamo dove siamo, 2 o 3 immagini così giusto per far vedere il prima e dopo. Questa è la più significativa perché anche solo la rimozione di quel lentischio enorme che dava problemi di conservazione abbastanza consistenti è come se il nuraghe avesse ripreso il suo rapporto dimensionale con il contesto e con il paesaggio. Anche qui questa è la parte dove abbiamo ritrovato la torre, la terza torre, e qui è l'ingresso. Abbiamo fatto ordine, abbiamo fatto una scelta e non è stato facile farla con gli archeologi perché non si può lasciare tutto a vista, perché non si capisce nulla. Bisogna trovare gli strumenti adatti per raccontare tutte le fasi, per raccontare tutte le ipotesi, ma non possiamo lasciare tutto all'aria. Qui c'era questa capanna antichissima, adesso non mi lancio nelle datazioni, sicuramente più antica del recinto, che però veniva colta come un masso dal quale fare le foto, cioè quello non è né valorizzazione né tantomeno conservazione. Quindi abbiamo tutti gli strumenti per raccontare quello che c'era sotto, però insomma qui abbiamo scelto anche un intervento di sistemazione e di semplificazione della lettura. Questa è la capanna delle riunioni. Il villaggio, anche qui abbiamo fatto degli scavi molto importanti sul villaggio, ampliando l'area di visita, e questo diciamo è l'immagine finale alla conclusione di questo intervento di restauro. Ora però andiamo a Nuraghe Maggiore, così almeno ho la possibilità di rispondere al professor Lahner, perché a questo intervento è stato il primo che ho affrontato come funzionario della soprintendenza. Ci tengo particolarmente perché è stato un inizio abbastanza col botto. Ero appena arrivata come architetto, quindi sono stata chiamata dai colleghi archeologi a progettare con loro e anche con altri consulenti, strutturisti, insomma ne abbiamo avuti tanti a supporto, nel gruppo era abbastanza numeroso, questo intervento di restauro del Nuraghe Maggiore, che presentava però ve la faccio vedere da qua, questa a sinistra, la breccia che c'era in questo nuraghe quando abbiamo chiesto il finanziamento e ottenuto il finanziamento. Una breccia di forma parabolica, diciamo così, che naturalmente denota un cedimento al piede, che poi insomma la causa non lo sappiamo qual è, perché il blocco roccioso era abbastanza stabile. Qualcuno ci racconta di racconti di fulmini, e quindi potrebbe essere anche stato un fulmine che ha preso un albero che era radicato lì e ha fatto in qualche modo determinato questo crollo. E questo è il modo con cui, quello che abbiamo trovato quando abbiamo approcciato. È stata un intervento in cui avevamo la struttura a vista. Qui noi abbiamo potuto sederci sotto più e più volte per capire la tecnica nuragica, la costruzione nuragica, perché il magistero nuragico è veramente enorme. Abbiamo potuto capire come era fatta la sezione delle murature, i diatoni che non sono messi a caso, che sono messi con una certa frequenza proprio per legare quelli che i due paramenti, l'interno e l'esterno. Questa inclinazione verso l'interno della pietra che serviva ancora per dare stabilità, e poi appunto una muratura a secco senza dubbio, cioè a secco senza malta, ma non vuota. La muratura nuragica è piena
piena di materiale ben sistemato, ben assestato, oltre che insomma va a riempire vuoti, e con questa malta di fango, chiamiamola così impropriamente perché ripeto, malta no, impasto di fango. Abbiamo avuto modo di verificarlo con delle analisi di moltissimi nuraghi. Sono impasti di fango che andavano a ricoprire. Naturalmente cosa succede? Queste strutture, lo sapete benissimo, hanno 5.000, 4.500 anni, 3.500 anni, insomma stiamo parlando di millenni. Una volta che l'acqua continua questo processo di dilavamento di questa malta di fango all'interno, questa se ne va via, e quindi troviamo in alcuni casi, che è poi la causa del, secondo me, del dissesto, perché quando viene a mancare questo elemento di allettamento si vengono a creare delle frazioni tra concio e concio, e da lì insomma parte un pochino tutto il problema della macchina nuraghe. Ecco. Questo, ripeto, è stata una forte scuola di conoscenza della tecnica nuragica, perché qui si vedeva, come se non abbiamo dovuto inventarci niente, quale fosse la tecnica costruttiva usata dai nuragici. Ecco, qui ancora. Noi incoscientissimi naturalmente ci sedevamo qua sotto a ragionare su cosa fare, cioè proprio, ma il nuraghe ci ha voluto molto bene. Perché questo? Con progetto fatto, appaltato, dobbiamo andare a fare la consegna dei lavori, e il giorno prima della consegna dei lavori, un giorno di fortissima tempesta, insomma, praticamente il crollo si aggrava, quindi viene su anche quella piccola parte, ve la faccio rivedere, che c'era lì sopra, e quindi questo è quello che abbiamo dovuto affrontare, perché insomma se n'è venuta giù tutta l'altra parte della parte superiore, creando tra l'altro delle disconnessioni evidentissime, cioè deve essere stato veramente un elemento abbastanza importante. Qui ancora alcune foto, qui da sotto dopo l'ulteriore crollo, quindi avevamo questo nuraghe senza più la pelle, senza più l'ossatura esterna. E qui abbiamo iniziato quell'intervento prima di tutto di messa in sicurezza. Qui non c'è stato progetto, qui abbiamo dovuto fare un progetto di somma urgenza. L'abbiamo ordinato senza avere risorse, abbiamo portato quella gru, e anche quella è stata un'impresa, perché per farla avvicinare lì, perché questo nuraghe tra l'altro sorge su uno sperone che è alto più di 8 metri, quindi è stato difficilissimo trovare la gru adatta e portarla lì, ci sono voluti più di 2 settimane. E poi proprio con il senso del cantiere abbiamo cominciato a puntellare prima una pietra, poi l'altra, finché insomma non gli abbiamo costruito questa impalcatura di messa in sicurezza di questa parte. Ok, qui alcune fasi, la gru, anche il montaggio della gru. Qui c'era anche un altro crollo che era più antico, un crollo insomma di diversi secoli fa, non sappiamo di quanto. Il primo intervento, dopo che abbiamo messo in sicurezza tutto, ha riguardato la ricostruzione di questo crollo, dove abbiamo fatto uno scavo archeologico e poi la ricostituzione. Naturalmente anche qui la rimozione tutta registrata con documentazione di vario genere, devo correre, vero? Di vario genere, ogni singolo masso è stato rilevato e noi sappiamo ogni singola posizione di tutti i massi che abbiamo rilevato. Qui alcune fasi ancora, alcuni elaborati di rilievo anche della rimozione del crollo, e qui abbiamo fase della ricostruzione. Vediamo se c'ho una foto dopo, se si vede meglio qua, no, la vediamo dopo. Di ricomposizione del crollo, di sistemazione dei massi per ricomporre questa cortina muraria, che in questo caso era assolutamente fondamentale anche per ridare continuità nella struttura. E questo diciamo è il primo masso. Quella che vedete in alto a sinistra
non è cemento, è impasto di fango, malta di fango con terra setacciata proprio lì vicino argilla. Qui siamo nelle parti superiori, alcune fasi appunto di ricostituzione del crollo, quello più antico diciamo. Dopodiché tra un intervento e l'altro, o meglio durante, abbiamo anche avviato tutta una serie di altre analisi di conoscenza sia della materia costitutiva che appunto del blocco dove questo nuraghe sorgeva, quindi indagini petrografiche, ma quelle ci hanno subito rassicurato, la pietra lavorava molto, questa pietra molto al di sotto delle sue capacità e tutto sommato non aveva le problematiche che avevamo riscontrato nel Palmavera, cioè non c'era una problematica di conservazione della materia costituente, c'era più che altro una problematica di carattere proprio statico, di ricostruzione della macchina nuraghe. Abbiamo fatto analizzare le malte e qui ci hanno confermato che non c'era materia che fa presa proprio, ma sono impasti fatti con terra. E poi abbiamo fatto fare tutta una serie di analisi geofisiche. Non è una malta, io uso questo termine improprio, ma non è una malta, non è una malta. È un impasto di fango, un impasto di fango. Questa non è malta, non è malta. No, non è malta, non è malta. Fango, impasto di fango, da oggi impasto di fango. Senza alcun legante. Esattamente come qui, va bene, qui c'è poi abbiamo rilevato che alcuni dei blocchi costituenti insomma avevano delle lesioni che potevano dar adito a degli scivolamenti, quindi abbiamo fatto anche un intervento al piede di cucitura di questi blocchi, perché se no insomma non avremmo risolto, quantomeno non avremmo tolto ipotesi, insomma alcune cause di dissesto. E qui ci sono, faccio vedere alcune fasi della ricostruzione di questa breccia potentissima, e qui deve essere quello che ha visto il professor Lanner quando è andato lì, che è un impasto di fango che noi abbiamo inserito, perché quello che voi vedete in alto a sinistra sono esattamente è la ricostruzione diciamo dei filari con la posa in opera delle pietre, esattamente come le abbiamo studiate nello stesso nuraghe, e con l'uso di questa malta, di questo impasto di fango, quindi senza alcun legante. Questa è acqua e terra setacciata della stessa costituzione di quello che noi abbiamo ritrovato sempre lì in questo stesso nuraghe. La posizione dei diatoni anche qui assolutamente accurata secondo le tecniche costruttive che abbiamo rilevato nello stesso nuraghe, e qui insomma vi dà anche il senso, con man mano che l'impalcatura si saliva sopra, dell'imponenza di questo nuraghe e dell'importanza di questo intervento, anche sotto il profilo strutturale. Il nuraghe è ancora lì, l'abbiamo ricostruito con le stesse tecniche, non abbiamo usato una barra, non abbiamo usato nemmeno un centimetro cubo di cemento, e il nuraghe si regge bene. Ecco. Documentazione di tutto, e direi che ho finito. Grazie. Grazie. Domande facili, belle. Insomma, il tema è un nervo scoperto, insomma, anche perché le prime volte che si affronta, certo. Dice, no. Siamo un po' all'anno zero, insomma, per tanti motivi. All'anno 1. Franco. Torno sull'osservazione iniziale perché mi brucia. Recentemente hai diretto un concorso per il restauro di 5 nuraghi. Sì, anche più. Benissimo. Anche allora, più di un concorso ho fatto. Sì, i punti erano divisi in una certa maniera, però 35 punti andavano dati, mi pare di ricordare, 40. Alla relazione metodologica. No, l'approccio andavano dati a chi aveva già operato sui nuraghi. Siccome degli architetti che volevano interessarsi e provare
non avevano fatto nessun intervento, hanno ricevuto 65 punti di redazione metodologica, eccetera, e mancano 35 punti perché chi ha restaurato i nuraghi era sempre stato sardo. E questo concorso l'hanno vinto solo i sardi. Non è vero. Allora, Nuraghe Orolio di Silanza, si chiama Noemi, ma così, che fa parte di quel concorso, tanto io mi voglio mettere la medaglia perché do parte all'esterno per fare delle presentazioni che non è scontato, però va benissimo. L'ha vinto Scusate, allora, proprio in quel bando di architettura che cita il professore, uno dei lotti l'ha vinto una società di Napoli che aveva sul curriculum soltanto siti romani, Pompei, Baia, quindi... No, tra l'altro non è vero, perché lì c'erano anche diciamo architetti, restauratori di nuraghi che lo fanno da diversi anni. È stata premiata la relazione metodologica, che evidentemente è stata particolarmente curata, e loro un nuraghe, ve lo dico perché li ho portati io per la prima volta lì, non l'avevano mai visto un nuraghe. La premessa era che bisognava vedere, ha fatto il sopralluogo del nuraghe, quindi doveva averlo visto. Comunque, quei 35 punti dati a chi ha già operato sui nuraghi significava privilegiare la Sardegna, mi va bene, però dagliene un po' meno, no? Comunque la mia foto del Maiore è del 2000. Sì, no, Che 2000-2005, forse mi ha portato un euro. Era no, ma... 2004. Oh, tu hai fatto adesso. Io ho parlato del cemento armato che ha messo nel 2004. Quello che io vi ho fatto vedere è del 2004, quello è un mio intervento. Eri già qua nel 2004? Io dal 2001 sono qua. Porca, pensavo fosse appena arrivata. Non dico perché ho visto l'operato, ma dico questa è appena arrivata. No, io sono arrivata dal 2001 a Soprintendenza Archeologica di Sassari, ero il responsabile dell'ufficio tecnico e mi sono occupata di... No, io mi ricordo allora benissimo che c'era il calcestruzzo sulla parte vicino alla roccia. No, assolutamente. Questo lo posso giurare sulla Costituzione. Guarderò meglio le foto. Sì, assolutamente. C'è una domanda, o ti avvicini oppure ti sentiamo? Grazie, non devo fare domande specifiche, ma devo parlare da chiamato in causa. Penso di essere l'unico rappresentante di una facoltà di architettura stamattina. Mi è sembrato, insomma, innanzitutto rinnovo i complimenti agli organizzatori e alla cara amica dottoressa Tomassetti, che è architetto, collega, che dimostra che se un architetto in gamba è capace viene incaricato di una cosa importante, se ha motivazioni sufficienti, studia, lavora e ottiene risultati eccellenti, perché mi sembra di aver visto, no? In parte conoscevo, un esempio virtuoso di intervento. Ora, nessuno nasce imparato, come diceva però si tratta di fare i conti e vedere che cosa il territorio regionale e nazionale ed eventualmente europeo possiede in termini di specialisti. Non vorrei che si facesse un discorso tipo dove erano gli ambientalisti di fronte a questo scempio, perché Facoltà di Architettura di Cagliari esiste dal 2006, non c'era prima, c'era solo la Facoltà di Ingegneria. Ad Alghero pochi anni prima è stata fondata una Facoltà di Architettura. Io, anche prima di essere assunto in Facoltà di Architettura da assegnista, tenevo un corso dal 2006 e dal 2006 dedico alcune lezioni all'architettura dei nuraghi per informare gli studenti su questo genere di monumentalità nel quadro di uno studio che riguarda, insomma, tutte le epoche. Ora, il problema è quindi vedere se è vero che da più di un secolo che si ristrutturano, restaurano, salvaguardano, eccetera, eccetera, nuraghi in questa regione così ricca di monumenti, vedere se in quest'ultimo secolo
ci sono stati architetti che sono stati chiamati a farlo. Io ho il timbro di architetto dal 1990, sicché per una quindicina, ventina d'anni sono stato nel campo dei lavori anche di recupero monumentale. Vi assicuro che negli anni 90 c'era molta penuria di chiamate di questo genere, ora sono aumentate, ma non... Erano molto pochi, Patrizia, sì, erano molto pochi, quindi quei pochi, e gli architetti credo abbiano restaurato in quel periodo un numero molto basso di nuraghi. Viceversa, molti muratori, molti altri tecnici, diciamo, di tutte le nazionalità tecniche hanno lavorato sui nuraghi. Ora è chiaro che siamo di fronte a una evoluzione storica che la regione sta attraversando. Oggi parlano tutti di nuraghi, che belli qua, che belli là, ma tutto sommato prima era un bene quasi panoramico, una cosa di cui si interessavano poco le opinioni generali, molto gli specialisti, ma non bastava. Di fronte a questo modello di evoluzione in corso, credo che dobbiamo apprezzare tutti gli sforzi che vengono fatti. E dobbiamo apprezzare i momenti di incontro tra più discipline, chiaramente, perché questo è indispensabile. Io mi interesso di questa cosa qua, non ho mai messo mano su un nuraghe, perché faccio altro da molti anni e segno storia dell'architettura. Però nel 1999, credo, quando Franco Lana era presentato a Cabadora agli Amici del Libro, io ero lì seduto nelle prime file ad ascoltare molto bene, sono stato illuminato da questa scrittura, come tanti altri, e molte delle cose le ho fatte mie, le ho studiate, ho fatto tesoro e ho continuato poi a studiare perché mi piace. Ma in generale voglio sottolineare questo, che un buon architetto ben preparato in tecnologie, in lettura storica dei manufatti, se incaricato di un lavoro importante, studia e fa bene, o meglio ha possibilità di fare bene. La prova l'abbiamo avuta adesso da parte di una persona che è arrivata in Sardegna, tutto sommato in un secondo tempo, diciamo, e che da incaricata di cose così delicate si è messa a lavorare per ottenere dei risultati. Poi cioè non c'è stata una sola decisione che non sia stata condivisa diciamo, con tutto lo staff degli archeologi, cioè, ognuno nel rispetto della propria disciplina, ma sul nuraghe non si va senza archeologo, sul nuraghe non si va senza architetto, e poi tutto il resto, quello che serve, i geologi, gli strutturisti, insomma. Quindi l'architetto io... Cioè, non faccio mai gli elenchi, invece dovrei cominciarlo a fare, di tutte le persone che ci hanno lavorato, ma sono stata un po' direttore d'orchestra, cioè quella che poi a un certo punto deve fare sintesi di tutte le stanze, naturalmente confermando un approccio metodologico che è quello del restauro, e lì insomma l'architetto deve dire la sua, assolutamente. Va bene, è chiaro che la stagione dello studio serio e del restauro dei monumenti dell'età protostorica e preistorica è appena iniziata in Sardegna. Essendo appena iniziata, teniamoci quel che abbiamo e alimentiamo, no, le forze positive che su questo stanno lavorando. Credo che avremo delle cose molto belle da vedere in futuro. Non credo che avremo 8.000 nuraghi o 10.000 restaurati, forse non ce ne facciamo neanche nulla. Comunque avremo un atteggiamento completamente diverso verso questo bene monumentale. Io mi limito a ricordare che proprio pochi giorni fa sul tappo delle Tolos leggevo un articolo del 1973 di uno studioso Magia che diceva di questo, lo conoscete, diceva, anzi secondo lui erano removibili al momento del culto, al momento della eventualmente operazione di carattere
afferente al sacro, questo tappo poteva essere sollevato. È una ipotesi interessante, nel 1973 poi messa molto da parte. Mi sembra molto interessante quello che hanno detto Augusto Mulas e Giacomo Paglietti riguardo a questo risvegliarsi improvviso dei popoli che verso l'età del ferro si iniziano a usare questi posti come luoghi di culto. Come mai? Ecco, hanno probabilmente raccolto delle memorie precedenti. Comunque questo è un altro discorso. Grazie. Grazie a te. Sì. Vai subito al dunque. Sono Mauro Pepino e il professor Calino mi ha comunque quasi chiamato in causa, anche se ha chiamato in causa Carlo Magia. Allora, i nuraghi sono un tecnema costruttivo, come ha detto il professor Lahner, però presentano diversi stili costruttivi. Diciamo che non c'è un nuraghe identico a se stesso, non ne conosco uno proprio perfettamente identico. Presentano, come il bel libro che presenterà, cioè di cui relazionerà oggi Noemi Capai stasera alle 4, alle 5, presenta una bellissima ipotesi sulle tecniche costruttive, dove dimostra che ci sono diverse tipologie di nuraghe e i nuraghi possono essere anche a 1, a 2 o a 3 livelli, non penso a 4, però i sparas. La prima cupola, io penso che i sparas, e lo prova anche se andiamo a guardare dopo del materiale che hanno tolto sulla cupola, possiamo anche capire perché c'era un solo livello, proprio analizzando la planimetria. Le cupole di cui parla Magia. Magia analizzò l'Aiga e Santa Cristina. Santa Cristina è evidente, c'è un nucleo aperto, cioè negare che ci sia un nucleo da Santa Cristina è quasi impossibile. Ai Sparas il rapporto base-altezza della cupola ha un angolo che è perfettamente identico all'angolo che forma il Sole quando passa il meridiano al solstizio estivo, cioè 16 gradi sulla verticale. Mentre alla Santa Cristina l'angolo è di 11 gradi ed è con la Luna, l'unizio maggiore settentrionale. Le cupole. I Sparas io penso che fosse un nuraghe a un solo piano e quindi la cupola, questa maestosa cupola, era proprio dedicata al solstizio d'estate. No? E la sua armonia geometrica è quella del solstizio d'estate. E infatti, come ha detto Paolo, questo fatto è stato preso dal sottoscritto e messo in questo Handbook of Astronomy, diciamo il manuale dell'astronomia mondiale, dove viene paragonato il nuraghe Sparas col caracol di Chichen Itza, cioè un monumento noto nel mondo. Quindi abbiamo una fotografia di Sparas con la luce del sole al solstizio che va alla base del monumento, che è stato adesso tappato. È stato tappato per fare un dispetto alla mia teoria, lo tappò Mario Asilia Fadda con la loro schiavo. Poi, nel fare il dispetto a me, nel chiudermelo, tra virgolette, perché andare a vedere il sole che sul solstizio diciamo, era seccante, no? Perché mentre all'alba e al tramonto ti devi svegliare, andare a mezzogiorno è più facile. Però quello che mi dispiace di più è che hanno tolto anche bellezza al monumento. Perché, per esempio, Noemi Capai nel suo bellissimo libro ha messo la foto di nuraghi Pisco di Suelli, che è bellissimo, bello, illuminato, con la luce, ierofanico. Non ha messo nessuna foto di Sparas, perché adesso i Sparas, come diceva Lahner prima, l'hanno rovinato. Io sono entrato a Sparas un mese fa. È orribile, non c'è la bellezza che facevano vedere le foto di Sparas. In pratica, quel nuraghe incalcato sul basalto sperimenti, è il basalto resistente, sul calcario, che è una pietra idrofoba, no? Idrofila, c'è l'umidità, gioca a brutti scherzi, e il nuraghe sta sciogliendosi. No? Quindi bisogna aprirlo il prima possibile, come nel progetto che c'è in corso, e lo vedremo. Sulle cupole, è l'unica cupola che ha questa geometria, infatti si differenzia dalle altre per le dimensioni. Io però penso che il terzo cupolino in alto,
anche gli nuraghi a diversi livelli fossero aperti. Ovviamente questa è una supposizione che vale diciamo, per il tempo che trovo, perché di pomeriggio dimostrerò come i nuraghi sono disposti secondo valutazioni astronomiche, e non mi stupirei che il terzo cupolino in alto, cioè tutti conosciamo il cupolino di Barumeni. Il cupolino di Barumeni è largo 1,20 m di diametro, cioè in pratica tu sali sul terzo cupolino di Barumeni, e il cupolino di Barumeni ha questo diametro, cioè uno spazio di 1 metro quadro circa. Perché fare 1 metro quadro nel terzo livello di Barumeni? Quale funzione pratica può avere 1 metro quadro di camera a Barumeni? Io penso che Barumeni fosse aperto nel terzo cupolino. Ovviamente non c'è nessuna prova fattuale, però penso che fosse aperto. E mi dispiace, vedendo il libro di Noemi, che è un bellissimo libro, perché è eccezionale, apre nuovi orizzonti alle ricerche su come i nuraghi li costruivano, non c'è una foto di Sparas. Ma perché non c'è una foto di Sparas? Perché non ha di Sparas adesso, cioè i lavori, è stata una cavia, l'hanno abbruttito gli interventi che sono stati fatti in questi 20 anni, e non c'è nel bellissimo libro, cioè è una vergogna che non ci sia Sparas in quel tuo libro, ma non è colpa tua ovviamente, tu non l'hai messo perché non l'hai messo? Come? No, perché è veramente brutto. Cioè adesso, se lo vediamo, possiamo andare a Sparas, è stato veramente violentato, non so per chi lo... È chiaro. No, allora, scusi, un attimo. No, ok. Allora, Augusto, Noemi, il dottor De Gennaro e poi io. Prego, sintesi, prima di... Tutti invitati a pranzo al Cardellino, ovviamente. Giusto, chi vuol venire è graditissimo. Vai, Augusto. Una domanda molto puntuale, so che anche la risposta è difficile, però mi ha incuriosito il discorso... Scusa, allora, una nota di organizzare, paga ognuno per sé, questo è evidente. Tutti graditi ospiti, nel senso che potete unirvi a pranzo, è ovvio che non paga Dante. Scusa, vai Augusto. Allora, puntuale, nel senso mi ha incuriosito il discorso dei litotipi del nuraghe Palmavera, soprattutto quando ha detto che 2 di questi litotipi non sono della zona, ma aggiungo, se non mi hanno dato informazioni errate, che anche l'architrave del lato est è in tracchite, se non sbaglio, e arriva addirittura, ci dicono, dalle zone di Calabona. Ecco, mi chiedevo, vi siete domandati il perché? Avete cercato di capire perché avevano questa necessità di andare a recuperare dei materiali diversi da luoghi così lontani, avendo le pietre intorno a loro? Prego. No, non lo so, nel senso che immagino che sia una questione anche costruttiva, perché poi l'architrave è sicuramente un elemento importante nella costruzione nuragica. Palmavera ha problemi gravissimi dei materiali che hanno usato, e ce li devono avere avuti già loro, gli antichi, che è il motivo per cui poi c'è stato il crollo della terza torre, diciamo, e il rinfascio. Non lo so, questo non lo so. Altrettanto chiara. Noemi? Certo. Prego. Sì, allora, sì. Anche tra amici si discute. Qua invece no, diciamo il mio cambio argomento, e il mio intervento vuole scherzosamente proprio essere invece una polemica tra archeologi e architetti, ma invece per dire come bisogna invece, no, ma semplicemente una piccola annotazione sul fatto che per quanto riguarda Palmavera,
ci hai parlato dei problemi che hai avuto con gli archeologi, con quegli archeologi. No, un momento sul fatto, parlo esattamente sul fatto delle cose da lasciare fuori su quello. Un momento, io adesso dico, però esatto, su quello là, ecco, però io voglio dire, no, se non fossero archeologi che conosco e che intuisco, eccetera, potrei fare dei nomi, ma no, io voglio solamente dire, è un caso particolare, ma invece gli archeologi sanno e devono sapere benissimo che certe cose vanno sacrificate, non solo come è stato da voi, che era una situazione più semplice, sacrificate alla vista, a volte vanno fisicamente sacrificate, perché in strutture e ambienti o villaggi pluristratificati, specialmente se si vuole renderli visitabili, bisogna fare delle scelte che sono complesse. E allora faccio un esempio, al contrario, ritornando al rapporto tra archeologi e architetti. Io, quando ero funzionario, collaboravo con vari architetti, ho un architetto bravissimo, intelligentissimo, però una volta, scavando tombe latine, delle tombe a camera crollate, la sua idea era, dice, ricostruiamo la tomba così come l'abbiamo trovata, crollata, con i vasi schiacciati, che gli piaceva. È un momento, no? È una cosa, la tomba ricostruita, consolidata, col crollo della parete, con tutti i vasi sotto. Ovviamente l'archeologo in questa cosa dice, no, se avessimo la possibilità di fare 50 tombe, una si potrebbe anche fare questo, ma noi la ricostruzione che dobbiamo fare è quella di un momento scelto, che normalmente è il momento in cui la tomba ancora si teneva in piedi. Quindi in alcuni altri casi è necessario in qualche modo, diciamo, decidere se deve restare in vista una fase o un'altra, o se alcune superfetazioni devono essere eliminate. Questo qui naturalmente è un discorso delicatissimo in cui tanta gente, proprio recentemente mi hanno convocato, credo che poi pubblicheranno anche una mia opinione in un dibattito che c'è stato recentemente al CNR, su questo, che nasceva dall'affermazione non so di chi, di un giornalista. Io per me lascerei tutto in vista, lascerei tutto, non distruggerei nulla. È un'idea. Invece questo non è possibile, ma concludo con questo sacramento e precetto che ormai è disatteso. Siccome oggi le cose contano solo in internet, contano solo nello spettacolo, contano solo nelle fotografie, invece continua a essere importante, sarà sempre importante la compilazione e la archiviazione o pubblicazione dei dati analitici. Quindi quello che bisogna, e qua torno all'archeologia preventiva, alle distruzioni per motivi urbanistici, quello che non si può fare, quello che vogliono fare i politici, che tante volte i sovrintendenti hanno accettato, è che si distruggano cose che non sono scavate e rilevate perfettamente. Purtroppo, da un certo punto di vista, devo dire, pure questa è una cosa che insomma non piace a tante persone, ma è più importante per la ricostruzione storica, che è la nostra primaria funzione, non è quella del Luna Park, del Parco dei Dimenti e delle visite, che sono importanti ma sono secondari. La ricostruzione storica ha bisogno che tutto sia rilevato perfettamente, e valgono di più al giorno d'oggi relazioni cartacee di cose che sono state distrutte o scavate a esaurimento, piuttosto che la realtà di cose che sono state scavate male, rimangono lì e sono incomprensibili. Quindi c'è il dovere di documentare e possibilmente di pubblicare tutto. Il decidere se qualcosa può essere sacrificata viene comunque dopo. Grazie. Adesso lancio, quindi, ribadito che a pranzo ognuno viene e paga per sé, fatta questa doverosa precisazione. No, invece, prima di dare la parola a chi volesse fare altre domande, Franco Laner ha lanciato un po', insomma, pur apprezzando il lavoro di Giacomo e di Augusto, dice siate meno timidi, eccetera. Anch'io mi permetto in questo prestigioso consesso nel quale siamo, di lanciare una provocazione a Marco Cadino e per suo tramite all'università. Facciamo il primo corso, il primo ciclo di seminari in materia di arcastronomia.
dirà adesso, mi deve raccontare. Primo, ti dico, caro Marco, c'è al Politecnico di Milano già. Secondo, perché è importante una facoltà di architettura, forse quanto e più di una facoltà di beni culturali. Parlavamo ieri con Franco Laner a cena, dice ma in questi 40 anni qual è la cosa più interessante che hai trovato, che hai messo in evidenza, eccetera, e concordo con lui, ha detto una cosa interessantissima, il Santo Antine, questa summa dell'architettura monumentale nuragica, a questa gobba nell'ingresso, imponente, monumentale, ha richiesto un magistero costruttivo enorme, non la si comprende senza l'astronomia e questo è merito suo, quindi qui è fondamentale per capire il monumento, non è una aggiunzione, un corollario. Oggi a tanti sento dire ma io mica nego che ci sia l'orientamento, mica dico che al solstizio, ma è essenziale, non capisco la forma del monumento senza l'apporto dell'astronomia. Quindi questa è una provocazine che lancio e fa storcere il naso a tutti, insomma sappiamo all'UNESCO se ne parla nel retrobottega, non diciamolo troppo che qualcuno si offende. Questi studi, che ci piaccia o meno, hanno fatto il giro del mondo, quindi o sono da confutare oppure non lo sono. Mi viene in mente il dottor De Gennaro, mi fece la cortesia, l'onore, nel 2018, ricordo ancora, al solstizio estivo a Losa, ebbi il piacere di andare ad assistere al tramonto sui paramenti del nuraghe e dissi, insomma, davanti a questo spettacolo meraviglioso, questo nuraghe incardinato negli assi solstiziali, dissi questo è inequivocabilmente astronomico, ricordo proprio come se fosse ieri, poi amichevole, inequivocabilmente nella scienza bisogna usarlo con un po' di prudenza eccetera, e mi è risuonato nella testa per un anno, poi questo l'ho detto nel libro e oggi oggi dico, caro dottor De Gennaro, lo ribadisco, cioè la matematica e la geometria sono inequivocabili, quindi possiamo discutere dell'interpretazione, del sacro, di che cosa è sacro, di cosa non lo è, che quel triangolo sia figlio di un pensiero astronomico, ribadisco con forza, ammetto a verbale che è inequivocabile e quindi questo è un punto di partenza. Abbiamo due certezze sui nuraghi ad oggi, tutto il resto sono autorevoli ipotesi, cioè che sono costruzioni in pietra a secco e che sono astronomicamente orientati e talvolta concepiti e che sono progettati, certo. Quindi ci sono altre domande? Se non è già stata detta ieri, è comunque sempre importante. Certo. In un certo senso, anche se in ritardo, ringrazio gli organizzatori, perché io ho partecipato ampiamente, diciamo, al dibattito, ai lunghi dibattiti, e la mia idea è sempre stata della necessità dell'integrazione tra visioni diverse. Ecco, questo è un esempio, non è il primo, insomma è un importante esempio del cercare di integrarsi, perché da una parte, ecco, mi prendo la responsabilità di dire che ci sono allargamenti della visione astrale che sono sinceramente a volte eccessivi, magari non sono i vostri, ma poi vabbè, basta guardare in rete, ci sono corbellerie di ogni genere, ma ci sono tante corbellerie degli archeologi, perché quello che io sostengo da tanto tempo, che alcune cose inequivocabili lo sono, cioè adesso perché io c'è un criterio facile, ciò che va sulle pubblicazioni. Io sono andato tante volte, ciò che è pubblicato, nei giorni prescritti a vedere dove tramonta il sole, è impossibile che sia casuale che il nuraghe Losa abbia quegli orientamenti, non sono cose inventate a posteriori, quello è sicuro, però invece ci sono tantissimi, una grandissima fetta dell'archeologia ufficiale che queste cose non le vuole vedere. D'altra parte però non mi si venga ad obiettare, ma noi l'archeastronomia ci chiamano in Canada, in Australia, è una cosa mondiale, è vero, questo però vale per qualunque ambito. Cosa succede? Che in questo caso si è sdoppiato il mondo, allora c'è un mondo dell'archeastronomia
che è internazionale e che si autoconforta. C'è un mondo dell'archeologia allo stesso modo e in un certo senso si rifiutano. Quindi è importantissima l'integrazione, perché su alcuni principi non si può non essere d'accordo. Io come archeologo mi sono preso perlomeno questa responsabilità di dire: ma smettetela di ignorare che comunque sui nuraghi, appunto, i nuraghi io non credo che siano disposti come a specchiare le costellazioni, però che siano orientati in un certo modo è un punto di partenza che serve per lavorare insieme. Certo. Se posso, poi voleva rintervenire. Minuto ancora. Siamo sul... vai. Ma hai provocato? No, nel senso che gli orientamenti astronomici riguardano la stragrande maggioranza di tutti i monumenti costruiti dall'umanità fino a poco fa. Ecco, detto questo, non mi ha mai stupito leggere del vostro approfondimento sul mondo nuragico. Approfondimento che mostro ai miei studenti dal 2006 tutti gli anni. Poi volevo dire anche che ad architettura abbiamo da alcuni anni un seminario sull'architettura dei nuraghi e del periodo preistorico che tiene Giacomo Paglietti, e questa cosa ha anche suscitato qualche mal di pancia. Ma detto questo, io sono molto felice che voi stiate indagando fino all'ultimo dettaglio i rapporti siderali, no? dei monumenti nuragici, così come sono molto contento di vederli a Malta quando vado a vedere, oppure quando ci fu la grande conferenza di professor Proverbio anni fa sui Talaiot, c'era stata con un altro collega spagnolo faceva vedere queste cose, stiamo parlando di appunto 25 anni fa. Quindi sono molto contento che voi lo facciate, che approfondiate, eccetera, eccetera. Vi inviterei semplicemente a una sorta di moderazione culturale e scientifica, perché non si può anteporre a tutto questo tema, sebbene sia importante per la comprensione di alcuni dettagli, di alcune questioni della pancia dell'Antine, tutte cose giuste che devono essere studiate, però come ha dimostrato Patrizia Tomassetti, come stanno dimostrando le cose belle che pian piano stanno succedendo, abbiamo bisogno di portare avanti anche altri fronti di studio insieme a questo. Gli altri fronti di studio, sostanzialmente la relazione pluridisciplinare e la serena e fruttuosa collaborazione tra archeologi e architetti che devono stare sul campo e sulla ricerca. Ti ringrazio. Ci lasciamo su questo punto, non facciamo, se no facciamo poi ne parliamo. Ecco, stasera proprio Mauro Zedda con la sua presentazione sul rito fondativo sarà una sorta di replica, cioè ci dirà perché sono tutti importanti gli ambiti di ricerca eccetera, ma perché questo sia in un certo senso una chiave interpretativa. Poi lo vediamo dopo. Grazie a tutti.